ferita che non si ricuce, un bacio non dato, l'attesa di un dono, un giorno di pioggia, sperando nel sole, l'accordo perfetto in una canzone, è molto di più, è molto di più. Case e confini, il giovane istinto, i lunghi cammini, una fiamma che scalda, un pugno, un'arma, è un filo teso, l'amore che ho reso, è molto di più, è molto di più. È molto di più. Appari nel vento, continua a fluire, non fermarti mai, 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 mai. Stupenda incertezza, la luna perfetta, non fermarti mai, 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 mai. È una condanna, un'occasione, è la presenza di ogni mio errore, la preda mancata, è il mio sollievo, è la tua pelle che dimenticavo, è molto di più, è molto di più. È molto di più, è molto di più. Appari nel vento, continui a fluire, non fermarti mai, 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 mai. Stupenda incertezza, la luna perfetta, non fermarti mai, 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 mai. Leonardo aveva un cuore grande, sì, era generoso. Purtroppo forse era un cuore malato, era grande e grosso, ma aveva una sensibilità incredibile. La voce è quella di Antonio Florian, presidente del Comitato Italiano Arbitri di FIP Veneto, ma soprattutto il papà di Leonardo, 24enne rugbista che oggi l'intera comunità di Spresiano piange. Tragicamente morto in casa ieri mattina, spirato davanti a mamma, papà e fratello, che hanno cercato di soccorrerlo quando hanno visto il respiro farsi affanno. Abbiamo fatto un massaggio cardiaco alternandoci, mentre al telefono c'era l'operatore del 118 che ci diceva quello che dovevamo fare. Mia moglie ha fatto un primo soccorso, per cui aveva già delle esperienze in merito. Il disperato tentativo di salvarlo fino all'arrivo dei sanitari. Per Flo, gigante buono, non c'era già più speranza. Eccoli insieme in questa foto, mamma e fratello nel giorno della promozione in Serie A. Sarà l'autopsia disposta ora a chiarire che cosa sia accaduto. Leonardo stava bene, una laringite curata con l'antibiotico 20 giorni fa, poi la ricomparsa della febbre e gli accertamenti disposti dal medico. Non accusava nessun tipo di dolore, non aveva nessun gonfiore, non aveva niente.
niente, lui ha sempre fatto le visite mediche, non aveva mai avuto un problema, non ha mai avuto un rimando alle visite, non ha mai avuto niente. Una delle ipotesi è che sia stato stroncato da una miocardite, un'infezione che intacca il muscolo cardiaco. Ieri sera la squadra si è riunita, per lui la decisione di fermarsi domenica. La squadra riunita ieri sera ha deciso di fermarsi per Leonardo, quindi la partita di Serie A Elite Cup, che è una partita della franchigia di Mogliano contro le Fiamme Oro, è stata annullata. L'ultimo saluto a Flo sarà sul suo amato campo da rugby, come voluto dalla famiglia. Questa sera a Monigo l'intero stadio osserverà un minuto di silenzio prima della partita Italia-Scozia. In quel silenzio si leverà in cielo una preghiera per un grande campione, umile, sensibile, cuore grande. È sempre così, ma si vede, te le lascia il sorriso Leo. Il pensiero di papà Antonio è anche per i suoi amici. Non riusciamo ad entrare nel cellulare di Leonardo, ci racconta, vorremmo rispondere a tutti. Se avessimo la possibilità di rispondere, risponderemo a tutti. Allora intanto un grande abbraccio alla famiglia Florian, a questi genitori, al fratello, alla squadra, all'allenatore. Ieri all'ippodromo di Sant'Artemio abbiamo avuto questo incontro, questo dibattito arte e benessere, dove c'erano le mamme di ragazzi morti, incidenti stradali, morti sul lavoro, femminicidi, chi ne ha più ne metta. Faremo anche una domenica un incontro dedicato allo sport. Perché dico questo? Perché ho aperto con questa canzone Molto di più di Lorenzo Cittadini, sì molto di più, però non fermarti mai, a un certo punto qualcuno si deve fermare. Ci sono tante morti improvvise che non hanno spiegazioni, ragazzi che stavano benissimo, ragazzi che non avevano mai avuto nessun sintomo, eppure in un secondo crolla tutto per loro, per queste famiglie che non rivedranno più i loro adorati figli, ma per la comunità che si pone un punto di domanda. Ma c'è abbastanza controllo? È proprio vero che funziona così? Ecco, io questa mattina sono onorata veramente di avere ospite il dottor Francesco Bertola, presidente ISDE, Medici per l'Ambiente. Grazie dottor Bertola di essere qui con noi, sa quanto ci tengo ad averla ospite. Saluto anche Faustino Lorenzetto, appassionato di tradizioni e natura, che è un'altra cosa, non solo tradizioni. Sì, grazie a anche campo. a Buongiorno Lorenzetto. a tutti. Ecco, io vorrei proprio partire col dottor Francesco Bertola, Medici per l'Ambiente, presidente ISDE. Pensate, medici che stanno cercando di dare delle risposte, anche se con molta fatica. La politica ascolta poco gli addetti ai lavori, quelli che potrebbero anche dare delle indicazioni precise. Ma queste morti, dottor Bertola, giovanissimi anche, molto spesso abbiamo visto anche nei campi di allenamento, ma cosa sta succedendo? Si va oltre un certo limite senza pensare che invece quel limite non può essere superato, che è il nostro corpo? Buongiorno intanto Mirella, a lei e a tutti gli ascoltatori. Io non sono non sono un medico dello sport e non sono neanche un cardiologo. Purtroppo in letteratura, insomma, per quel poco che si può leggere, c'è anche abbastanza pubblicato, purtroppo le morti improvvise sono contemplate, cioè c'è ancora una piccola percentuale di persone che in pieno benessere muore improvvisamente e la medicina non sempre sa dare una spiegazione. Giustamente adesso faranno un'autopsia, vedremo, ho sentito dal servizio, visto che lui aveva questo mal di gola, suppongono una miocardite, e vedremo se è stata una miocardite. Purtroppo negli sportivi queste cose capitano, le abbiamo viste. Io quello che penso, se devo applicare la nostra mentalità, che è sempre quella di cercare la prevenzione, credo che sia tutta più da incentivare tutti i controlli, ma penso che questi sportivi qua di controlli ne fanno, insomma. Più di questo veramente, intensificare ancora di più i controlli che possono fare periodicamente. Questo si può fare, penso. Eppure, dottor Bertola, io ho tante eccellenze, ospiti che dicono che la salute del corpo è proprio il movimento, specialmente lo sport,
ma io ci metterei anche un ambiente sano, e un ambiente sano lo dico anche a 360 gradi. Ecco, io vedo anche tutti questi tatuaggi, questi muscoli molto molto importanti. Ecco, forse qualcuno supera un certo limite, non lo so, però vedi che c'è qualcosa anche su questo. Io ho avuto una dermatologa che anzi ha detto che lei è proprio contraria ai tatuaggi, voi non avete idea poi dietro il tatuaggio cosa c'è e quanto male può fare, ma soprattutto un ambiente sano. Cosa vuol dire? Vivere, allenarsi e fare sport, ma soprattutto un ambiente sano al giorno d'oggi, dottor Bertola. Ciao, questo è quello dove noi insistiamo tanto. Perché purtroppo che l'ambiente abbia una ripercussione fortissima sulla salute delle persone, su questo non c'è nessun dubbio ormai, questo tutti quanti lo sanno. Il lavoro purtroppo invece, purtroppo il lavoro da fare è che sì, le persone sono un po' convinte che ci vorrebbe un ambiente pulito, però un ambiente sano, però dopo di fronte a 1000 altre comodità, di fronte a 1000 abitudini, tutti noi non abbiamo il coraggio di cambiare queste abitudini, perché a dire vogliamo un ambiente sano si fa presto, dopo però riflettiamo un attimo che un ambiente sano vuol dire anche un impegno un po' per noi, vuol dire magari rinunciare ad avere sempre la macchina, essere sempre seduti in macchina, spostarsi sempre in macchina, vuol dire intanto per cominciare, visto che le polveri sottili qua nel Veneto sono un problema grandissimo, vuol dire fare anche noi pressione verso le nostre amministrazioni perché ci sia un servizio pubblico più efficiente. Se anche noi facessimo pressione, forse le cose cambierebbero. Noi purtroppo queste cose, e per dire una cosa, adesso non sarà certo il caso di questo povero ragazzo, ma ormai ci sono studi su studi che dicono che l'inquinamento, proprio l'inquinamento atmosferico, quello delle polveri sottili, il principale danno, come si pensava una volta, non è quello ai polmoni del tumore, ma è proprio sulla salute cardiovascolare, cioè sul rischio di infarto. Queste polveri qua danneggiano così tanto non solo il cuore, ma tutti i vasi, che rendono molto più probabili gli incidenti cardiovascolari. Magari noi lo diciamo quando facciamo gli incontri, lo scriviamo, però dopo bisogna che tutti quanti noi, forse siamo anche noi che non siamo ben capaci di trasmettere il messaggio, anche se cerchiamo di organizzare assemblee, di organizzare incontri, bisogna che dopo tutti facciamo la nostra parte. I politici ci ascoltano se noi facciamo pressione, bisogna che ognuno nel nostro paese si incominci a formare un'aggregazione e chiedere ai nostri amministratori tutte le misure che loro sono in grado di effettuare per ridurre nel nostro singolo paese l'inquinamento. Grazie dottor Bertola anche per queste parole, perché qui ho tenuto un dibattito nel momento che c'erano i falò, dottor Bertola, dove la tradizione è più importante del falò. Sì. Ecco, io ho avuto tante telefonate, non a caso ho invitato il Faustino Lorenzetto, perché io non è che sono contraria ai falò, l'ho detto, ma se in quel momento che io devo fare il falò abbiamo questo numero di polveri sottili che è altissimo, faccio anche a meno del falò in quel momento, perché in quel momento creo problema. Però ho avuto un esperto di tradizioni che ha detto proprio l'altro giorno, dottor Bertola, non sono i falò, quei piccoli falò che creeranno problemi, ma è ben altro. Lei che idea si è fatto? Ecco, io sono convinta che se la tradizione in un momento particolare di inquinamento dell'aria è troppo alto, la tradizione non deve essere fatta. Io tengo più alla salute che alla tradizione, anche se sono per le tradizioni, ma nel momento giusto, al posto giusto. Prego, dottor Bertola. Sì, no, certo, cosa vuole che le dica? Io la penso anch'io così, nel senso che non sono i falò, ho capito, non sono i falò, non è la mia macchina, non è la mia stufa, non è perché do fuoco ai rami vecchi, tutto è l'insieme. Chiaro, il falò, come si dice,
contribuirà per il 2%, il resto contribuirà per il 15%, il traffico per il 60%, ma non è solo, a mio modo di vedere, non è solo la questione del falò, è la questione della cultura. La cultura che l'ambiente, che la tutela dell'ambiente non ci viene regalato dalla Madonna per come dire, per regalo sacro. Non è che un giorno noi ci svegliamo, che un lunedì mattina ci svegliamo e l'ambiente improvvisamente è pulito, l'aria è respirabile e stiamo tutti bene, scompaiono tutte le bronchioliti dei bambini, scompaiono tutte le malattie polmonari. Non funziona così. Non c'è il lunedì che improvvisamente tutto l'ambiente è diventato bello. La questione è che tutti, ognuno di noi deve fare la sua piccola parte. Il falò è una piccola parte, certamente, il falò è una piccola parte, però è una parte. Abbiamo Rinaldo da Venezia, se non mi cade la linea, poi sentiamo Faustino Lorenzito. Grazie, dottor Bertola. Vai Rinaldo. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ieri c'è stata la festa della donna, abbiamo osannato tutte le donne arrivare che hanno fatto carriera sul lavoro, imprenditrici. Saremo smentire le donne che si alzano la mattina e che non sa come fare per mettere su la pignata, che ha 3-4 fiori, che ha problemi. Questi eroi che vanno avanti alla famiglia con pochissimo. Va bene, perché tutte le donne grandi, qui può benissimo, bene appunto, è giusto che vada avanti, ma ricordarsi delle mamme che hanno perso i fiori, mamme che non avranno più modo di essere tranquille, di fare una ridata. Bisogna ricordarsi di quella gente, perché dopo cosa ha avuto, e con l'inquinamento, e a PAF, con lì, cosa fai? Li vai a inquinare tutte le montagne col prosecco. Va bene, fai clip, un po' di dimostrazione e non ci ascoltai. Che robe abbiano da guardare? Che se macchine, che se camion, che se aerei. Quello che butta che un aereo, va bene, e butta come 10.000 macchine. Però avremo da muoversi, purtroppo mi ha insegnato questo tipo di vita e se dobbiamo lasciarla sui piedi fra noi altri praticamente. Nessuno rinuncia a niente. Quando ero un figlio mio, io avevo una bicicletta da donna col tocco di legno, per dire. Adesso che sono una famiglia, 4 macchine, in 5, giusto per chi andava a lavorare, serve, ma bisogna che siamo una ridimensionata, come che dice anche il dottore. Abbiamo quello che dobbiamo seminare, non possiamo ciapparsi a commissioni, vogliamo comodità. Vogliamo questo, bisogna parlarne. Purtroppo è il discorso è così. E dopo le massa roba Mirella cosa ha voluto fare? Il mondo va avanti così. Purtroppo speriamo che i giovani che entra in testa di vivere meglio di noi altri, perché gli altri giovani che siamo un mondo e una natura che si despara. Ciao Mirella, buona domenica, riposi dai cattivi. Passa una bella domenica e saluto tutti. Grazie caro Rinaldo, so che mi volete molto bene, però volevo raccontare una storia sia a voi a casa, sapete che vi racconto tutto quando il destino ci mette lo zampino. Siccome avete parlato di mamme, ieri all'ippodromo di Sant'Artemio in questa giornata che veramente ringrazio tutti per un successo enorme, guardate che grande l'ippodromo, per riempire questi spazi ce ne vuole, eppure sono venuti in tantissimi. E c'erano le mamme che vi ho raccontato prima. A un certo momento una mamma mi si avvicina e mi dice: Mirella, sai chi c'è in questa stanza? C'è la mamma del figlio che ha ucciso, suo figlio ha ucciso il mio. Non l'avevo mai vista, è la prima volta. Ecco, le ginocchia mi si piegano, ha detto. Io non so se riuscirò ad affrontare lo sguardo, però lei deve venire a vedere mio figlio, questo banner che era stato messo di tutte le associazioni per rappresentare il dolore di questi genitori. Io non sapevo cosa fare, non sapevo cosa dire perché, pensate, nel 2019 è successo, siamo nel 2024, non si erano mai viste, mai sentite, mai conosciute. Guardate quanto può essere anche crudele il destino
che in un momento, in un attimo metti in gioco tutta la tua storia, un attimo ce l'hai di fronte. A un certo punto il momento è stato molto duro e molto toccante, però alla fine la mamma del ragazzo che ha ucciso questo ragazzino è andata a vedere questo banner, ha guardato questi genitori, ha parlato con il papà, l'altra mamma non se l'è sentita, era troppo grande l'emozione, però pensate delle volte, Faustino, quanto può essere anche crudele in un attimo il destino che ti mette di fronte alla realtà che magari non ha mai voluto vedere o toccare per tante cose. Non è facile criticare o dare delle risposte. È stato un momento veramente, pensate in un attimo cosa è successo. Allora, Faustino, per spiegarvi anche l'importanza di queste riunioni che a volte mettono assieme cose impensabili. Allora, la tradizione, ecco, tu le tradizioni, poi sei il simbolo delle tradizioni e l'ambiente. La tradizione è che adesso ognuno si inventa, no, adesso siamo arrivati al più grande possibile. Allora, il faeo, il cosiddetto di bruciare a vecchia, il mio si è fatto che noi da bambini correvamo in un campo vicino a casa, due fascini e due canotti, perché dovevamo vedere quando che partia il fuoco e il fumo da che parte che andava praticamente. E qui era praticamente si cercava anche di bruciare poca roba, perché anche 3 canotti di canne per dire era prezioso chi ne ha. Perciò se venisse fatto ancora di questa dimensione qua, un simbolo, senza fare sti mega fogoni, perché se là che dopo, cioè il volume dopo si cresce, l'inquinamento che sarebbe, come ha detto il dottore, una piccola parte di una scianta di manco di fumo dicendo oppure stasera per esempio a Santa Cristina, sì che fa anche pubblicità, i burattini e quintini, per i tosatei fa bruciare la vecchia a metà quaresima, che dopo non è brucia neanche perché sennò per i tosatei c'è un shock praticamente. E si è inventata questa storia qua. Cioè, le tradizioni sì, ma bisogna tornare alla realtà di quello che è. Cioè che se di fuochi che è una roba impressionante, a 30 metri non te che stai anche da vicino, voglio dire. E qua sarebbe dopo il solito discorso, no, tutti come ha detto il dottor, se è giusto che, ma però intanto prima di tutto penso per me, tutto qua. Senti Lorenzetto, ma non ti sembra che viviamo su un territorio dove che si campanili e chi che fa il campanile è più alto che ha più visibilità e questo riguarda un po' tutti, cioè non è che sia così semplice il discorso, pensiamo così, io lo dico tutte le mattine, ecco anche questo campanile alto, visto quello che stanno dicendo anche gli addetti ai lavori, che può essere il fuoco, può essere l'inquinamento, il cemento, l'acqua, perché andiamo a 360 gradi, qualcuno dovrà pur fare delle riflessioni, perché poi, come diceva e spiegava molto bene il dottor Francesco Bertola, che pagano le conseguenze sono i fragili. Sono quelle le persone meno attenzionate, meno tutelate. Ma chi se ne frega? No, a te non te ne frega. Ma pensa a quei bambini invece che nascono già con certe patologie, o ai diversamente giovani, o ai giovani allenarsi anche su ambienti puliti, come ha detto il dottor Bertola, quanto importante è. Tu sei un appassionato di natura, ma soprattutto di un ambiente pulito. Cosa vuoi dire? No, praticamente anche il discorso del campanilismo. Il campanilismo ha due facce, praticamente una negativa e positiva. Se a concorrenza c'è a fare, per dirla, chi che fa più fumo o fuoco, è una roba un po' assurda secondo me. E l'altro aspetto è chi che riesce a fare delle robe positive, di organizzare, di fare. Cioè, noi viviamo su un territorio che è d'oro dal lato ambientale e non se ne accorgiamo, non viene, come posso dire, non viene apprezzato. Adesso ne parliamo dopo, la mia ultima esperienza in campo ambientale, a Santa Cristina ho rivoluzionato, però è enorme, perché ho gli amici che mi danno una mano, i cugini di campagna che dice qui che cantano, che sta in fianco a casa mia, che quando che sei ora ostra, magari pronto e dopo dicevo che tira, che si dà da fare, perché no, sarà bene che ti fai, che sembra Dio, e dopo l'ambiente che dava atto il dottore, cioè 1000 volte ho con 7 lune per la testa, parto da casa, a 500 metri, non riesco a capire perché dopo un quarto d'ora
sento che stavo bene, non so cosa che sia, perché adesso ti dici una roba del genere, ti diceva fermato, dico questo qua. Però l'ambiente è importante. L'ambiente. Ascolta, e tutta sta acqua, dopo leggerò una poesia anche sull'acqua, ecco, tutta sta acqua che sei venuto, fai a bene, fai a male, come la vedi? Ma l'Africa, cioè, ora mi sono un grande appassionato, nel senso che mi piace guardare, mi piace capire. Ho fatto degli studi, delle ricerche mie, che la natura ti dice bauco ogni 5 minuti praticamente. Però mi so che una volta sui documentari di Gary parlava della stagione delle piogge dell'Africa, e probabilmente l'Africa, il clima è sempre più africano, quanto chi dice, e probabilmente abbiamo anche noi la stagione delle piogge. Bisogna fare, come posso dire, trovarsi, perché figli di l'altro gli parlava della siccità, di fare delle scorte. Adesso quando si parla più di qui, si parla di invasi per contenere l'acqua. Perché menase qui ho sentito forse creare. Se te vuoi dire che è anche breve, è una poesia che ho scritto 24 anni fa, ma è modernissima. Anzi, io ho fatto un film, sono nato a Mostra del Cinema a Venezia come poeta, attore, che ancora capito come sia successo. Ma è successo, perché sei bravo? Perché sta gli anni che era importante intubare, troppa fossi, guadagna terreno dai campi, dalle strade, eccetera. Fai case solo i fossi? Fai case solo i fossi. Beh, a Vicenza sono i coltivatori a fare una manifestazione che era paesi di 4 piani solo al fiume, secco, perché era secco praticamente, perché è il fosso che cria. Sentiamo sto fosso che cria, dai, perché dovevo ancora. Lei sto fosso che cria. Qua. Dai, via. Se volete girare e stai attenti, tirare le ricce verso terra, senti un lamento che viene su. Sai io cosa che è? È il fosso che cria. Sai io cosa che mi ha detto? Non ero neanche ancora morto. Perché mi ha detto per io? Una volta ero largo, ero fondo, ero grande, un po' sono quasi sparito. Sopra di me vedevo gli alberi di ascesa, sentivo sai cantare un po' una lunga fila di tubi di cemento che porta a vostra acqua sporca fisso il mare. Di sta, quei temporai, venire a catarmi le brentane, un po' e per le vostre case quasi tutte le settimane. Adesso staremo subito. Feo adesso, far così non si torna in Dio, far così è vero progresso. Bellissima, bellissima, bravissimo Faustino Lorenzetto. Dottor Francesco Bertola, parliamo di acque, ecco come commenta quello che ha detto il nostro Faustino Lorenzetto, ma dopo parleremo anche di PFAS, com'è la situazione, anni e anni di battaglie, ma la guerra non so se sia proprio così vicina, qualcosa si è fatto per carità. Lei cosa vede dal suo osservatorio, dottor Bertola? Sui PFAS? Beh, ho visto, intanto bella la poesia, ma a parte la poesia, perfetto proprio la cultura, cioè quello che noi chiamiamo il consumo di suolo. Quando tu chiaramente impedisci all'acqua di avere i suoi sfoghi naturali, dopo te la ritrovi da un'altra parte l'acqua dove non la vorresti. Perché questo dipende dalla nostra superbia di genere umano. Pensiamo che noi possiamo domare la natura come, quando e nel modo che vogliamo noi. Sì. Ma non è così, non è così. Dobbiamo imparare, dobbiamo rispettarla la natura e imparare dalla natura, perché fra la natura e noi è sempre più forte la natura. Ed è puerile pensare che noi vinciamo le forze del... Questo è un trascinamento culturale, perché chiaramente l'evoluzione tecnologica è stata grandissima e pensiamo di essere più forti di tutto e di tutti, ma non è così. Il rispetto dell'ambiente, per averlo bisogna prima diffondere la cultura proprio, che è una cultura cioè, tutto campo. Questo sarebbe altra cosa che noi chiediamo, di cominciare a insegnare un po' la salute ambientale anche nelle scuole. Comunque vabbè. Per i PFAS, vedevo ieri un servizio che finalmente dovrebbe essere entrato in funzione anche l'acquedotto per Montagnana. Questa è una cosa buona. Che dura. Che un po' alla volta adesso venga chiusa quella centrale di Lonigo, che poveretta lei
ha fatto il suo lavoro per tanti anni, ma poi è stata inquinata in un modo... Allora, dottor Bertola, visto che il nostro bravo regista ha preparato questo servizio che è molto importante perché riusciamo anche a capire di cosa parliamo e cosa si sta facendo, andiamo a vedere barriera PFAS Montagnana. Eccola. Inaugurato a Montagnana nella Bassa Padovana un'opera fondamentale per la sicurezza delle fonti idriche inquinate dai PFAS di 7 comuni tra Padova e Vicenza. Sono 25 milioni di euro, 21 chilometri di condotte, acqua pulita, acqua sana e soprattutto si inizia un nuovo corso che è quello di purificare le fonti del Veneto. 2 serbatoi da 10.000 metri cubi d'acqua e 21 chilometri di tubi per garantire ai cittadini acqua sicura. Sapere che da domani mattina noi possiamo aprire il rubinetto e bere un'acqua libera, pura, senza PFAS, per noi cittadini, che adesso parlo come cittadino, è veramente una cosa importante, una cosa che ti toglie proprio quell'angoscia di sapere che hai un'acqua pulita. La vicenda PFAS parte da lontano e vede da subito l'impegno dei comitati che ora chiedono garanzie per tutti. È un problema che colpisce chiunque ed è una cosa che deve essere risolta proprio con delle leggi mirate che blocchino la produzione di queste sostanze. È appena partito il nuovo piano di campionamento sulle matrici vegetali e alimentari e noi abbiamo dato disponibilità per la nostra collaborazione dal basso perché nell'ottica di una ricerca partecipata avere il contributo dei cittadini, quindi di chi vive sul territorio, è molto importante, può dare risultati molto migliori di una ricerca fatta solamente da chi conosce la materia però magari non ha un contatto diretto con la situazione reale. Ultimo tassello, quello di Montagnana, di un sistema idrico pensato per evitare le fonti di acqua inquinata. È finita anche l'ultima delle opere, ricordo a tutti che le opere riguardavano una ventina di chilometri di tubi che partivano da Belfiore, dove anche là c'è un'opera del tutto simile a questa, costruita e già collaudata. Poi ci sono un'altra ventina di chilometri, 23 chilometri, che sono sulla zona diciamo padovana e vicentina e poi un'altra decina di chilometri che arriva dal Vicentino. Tutti questi chilometri però dell'acquedotto, uno degli acquedotti più importanti e più grandi d'Italia in questo momento, fanno parte di quello che è il vecchio schema del MOSAV, che deve essere solo completato adesso per una parte a nord. Perché completato? Perché il sistema prevede che tu possa prendere acqua da vari punti di attingimento. Allora, a lei, dottor Bertola, il commento che prima appunto stava proprio parlando di questo, prego. Ma il commento, intanto questa è una cosa importante, cioè tutti quanti l'aspettavamo da anni e anni e finalmente è arrivata. È importante perché, giusto per spendere 2 parole, finora l'acqua era stata in tutti questi anni qui, dal 2017, quindi parliamo di 6-7 anni, era stata fornita ugualmente a PFAS 0, ma tramite nella zona rossa, solo nella zona rossa, ma tramite l'uso di filtri a carbone attivo che poi venivano bruciati a Legnago, quindi non era una cosa dal punto di vista del bilancio, diciamo, dell'inquinamento a inquinamento zero, perché quando tu bruci i PFAS, purtroppo noi sappiamo che i PFAS resistono alle comuni temperature. Bruci le altre cose, ma i PFAS non bruciano, non li distruggi, devi portare su a temperature molto alte, intorno ai 1400 gradi, e nessuno lo fa per bruciare, per rompere la catena dei PFAS. Quindi il fatto di andare a prendere acqua da un'altra parte vuol dire, penso tra un po', di non adoperare più i filtri a carbone attivo e quindi non essere più costretti a bruciarli, e questo è estremamente positivo. Rimangono 2 considerazioni, a mio modesto avviso, da fare. La prima, che forse è la più importante, è che come cultura generale tu vai a prendere l'acqua da un'altra parte, va benissimo, ma se non incominciamo a ragionare anche qua che l'acqua nei territori va rispettata, che le sorgenti d'acqua vanno rispettate, che non puoi costruire sempre e dovunque, tra un po' quelle sorgenti là, e se continuiamo a scaldare questo pianeta,
non noi, ma i nostri figli o i nostri nipoti avranno il problema di sorgenti che non danno più, che non erogano più la portata che erogano adesso, Cioè va benissimo, rispettiamole però queste sorgenti, rispettiamo l'acqua e il suo ciclo, perché vediamo quanto è importante. E la seconda è per rispettare l'acqua e il suo ciclo, anche qui bisogna rispettare la natura e l'ambiente, siamo sempre là. La seconda osservazione è che purtroppo però se l'acqua adesso di superficie è l'acqua potabile e bevibile e ne siamo contenti e ne diamo atto, rimane il grossissimo problema di una fabbrica, di una ex fabbrica, la ex Miteni, che continua a rilasciare i PFAS. Questi PFAS continuano a inquinare l'acqua sotterranea e non possiamo dimenticare che l'acqua sotterranea è per la maggior parte l'acqua di rifornimento per chi ha delle coltivazioni o degli allevamenti per rifornire, per irrigare le proprie coltivazioni. Quindi purtroppo non è ancora finito. Giustamente lì una delle due mamme, Nofas, faceva riferimento al piano di controllo degli alimenti. Perché controllare gli alimenti? Uno dice: ma come, adesso l'acqua è pulita? Sì, ma il campo tu non gli dai da bere il campo con l'acqua potabile, ovviamente, perché non ne hai abbastanza. I campi continuano ad essere irrigati con l'acqua che in genere viene presa da sottoterra o comunque dall'acqua risorgiva, quindi che viene fuori da sottoterra. Però, dottor Bertola, mi scusi se le faccio questa domanda, sì, ma è importante perché se la faranno anche a casa. Ma quando voi incontrate questi addetti ai lavori, se si possono chiamare addetti ai lavori certi politici, non tutti, per carità ce ne sono anche di bravi, ma cosa vi dicono rispetto alla realtà che voi fate vedere e fate ascoltare? Perché voi avete i dati, i numeri, lei sta dicendo delle cose che a mio avviso come può uno contrastare e dire non è vero? Perché la Miteni non è stata messa in sicurezza, l'abbiamo detto anche 15 giorni fa con le mamme no PFAS che avevo ospite e altri medici. Ma allora di cosa stiamo parlando? Ma quello che mi disturba, dottor Bertola, io lo sa che dico quello che penso e quello che sento in giro, ma adesso sotto le elezioni fanno tutto, riescono a fare qualsiasi cosa. Fatalità. Adesso tutto si risolve. Ecco, cercano di concludere lavori che da anni e anni e anni non erano stati fatti. Attenzione a non farvi strumentalizzare, perché guardate che è un momento molto critico per la politica, perché il coltello ce l'abbiamo in mano noi adesso, con le future elezioni. Perciò dovete stare molto attenti, perché sapete, parlare bene è facile, ma agire, che è quello che avrebbe bisogno il nostro paese, è diverso. Pubblicità. Una coppia di rospi, i difensori dell'orto. Allora Faustino Lorenzetto, forse non conosciamo e non rispettiamo abbastanza la natura, la apprezziamo che da sola riesce, se la lasciamo tranquilla, a fare tantissime cose senza nessuna mano dell'uomo. Prego. Diremmo che ogni scoperta ti dà, tra virgolette, del stupido, caro essere umano, perché veramente così delle cose così impensabili. Noi anche non conosciamo l'ambiente, ad esempio la farfalla dell'ortica, la più numerosa in Europa, sta scomparendo perché se una gana o il triga da poter mettere i uovi e fare nasa ai bruchi praticamente non si riproduce, insomma. E dopo, per esempio, ho scritto anche la storia, perché questa è una storia vera, la farfalla zoppa, una tosatea che vede i bruchi del macaone praticamente
che non sa cosa che sia, chiede al nonno questo che dice e se a farfalle, il giorno dopo non li trova perché si arriva ai predatori e da là si mette a levare farfalle. Ti te pensi, una farfalla, a leva farfalla viene su a casca, ma nonno perché? Ma cioè, non ti vedi che si sota, non sta in piedi e ora dai acqua e zucchero che ti vedrai. Beh, questa farfalla si rigenera, riparte, vive dentro casa sua e va tutto il giorno qua a casa a scuola, si posa sulla sua spalla e cammina. A un certo punto, finestre sempre aperte, a parte un fiato di tristezza, ma anche di gioia perché anche passo strada. Beh, dopo 2 giorni torna, si posa sulla spalla, sta in un'altra scianta e va via. Cioè, questa è una storia di una farfalla. Ma una storia vera? Storia vera. Perché devo raccontare una storia. Storia sì, vera, storia perché vera. ho fatto le domande incrociate. Fumi ispettore di poesia e questa è una storia vera. Cioè, che sono tantissime. Sempre sulle farfalle adesso non si può chiamarlo, ma ho fatto una specie di allevamento. Salvo i bruchi, qui dentro crisalide e farfalla, al suo quercio e riparte per fargli vedere a menevolo, per portarli anche per scuola. E si andava in crisalide quando cominciava a arrivare l'inverno e si era bloccato praticamente, se stava, mamma mia, se nasce adesso a farfalla praticamente, quel freddo amore ma in breve tempo, e invece si era bloccato e ora ripartirà quando che sentirà il caldo. Cioè che se robe che ti dico che impensabili, insomma. L'importanza di scuola, Faustino. La scuola è importantissima, ma se io mai alzo le mani mi arrendo perché ti vedi che come nonno, perché anche me 5 febbraio, 70 anni, tutti mi hanno fatto i complimenti, fuori che i coetanei, del traguardo raggiunto, diremo, no? E te senti un fianco, come si dice, un pesce fuori d'acqua. Adesso addirittura, per esempio, mi invento una ogni 2 minuti, e mia moglie ormai si è abituata, ma perché per far conoscere, per esempio, il lotto di Santa Cristina, una paia del lotto a dei bambini, ma cosa vuol che ne frega? Ma cosa vuol? Perché consideriamo che siete generazioni eccezionali, no? E ho pensato che me ne voglio che piace fare il paso. E ora che ho fatto a Paia, il Fontanasso, le Sorgive, tutto quel passo, io smontando, rimontando, a fin fine si impara praticamente, no? E dopo, l'arte e benessere. E dopo torniamo al discorso dell'acqua, che se abbiamo usato smettegare, la siccità dell'anno passato che non era più acqua potabile. Che vuole un discorso culturale. No, il l'ha messa via, non so che il l'aveva messa via per la pista da Bob. Cioè, dico, abbiamo Piero da Zero, vai Piero! Piero! Ciao Piero! Ciao, sempre una cosa, non sento. Buongiorno Prego, Piero! Prima parlai di panaini, no? I panaini che mi era boccia 80 anni fa, 85. Ecco qua. I panaini ne fea o panaini grandi, che ne fea uno ogni casa, piccoletti e qualcosa, perché dovevi insegnare a strada ai remaggi e per andare a trovare i bambini. Non panaini grandi come i capanini. E infine una roba, in acqua podrire siete cattare roi e uno. E l'acqua, un'altra roba, qua ti preoccupai ma andata via impressa, invece Biontina. Gli antichi, i vecchi veneziani, gli tenevano sul posto l'acqua, anche a distanza sempre, perché invece di addrizzare i canali, che feia curve ancora più grandi, perché l'acqua è stata ferma. Qua invece via, che ancora. Arrivederci, auguri, Pageri, Mirella. Grazie caro Piero, grazie, un abbraccio grande. Dottor Bertola, ha sentito il buon senso dei diversamente giovani, ma fa tristezza sentire Faustino Lorenzetto che quando entra nelle scuole si sente un po' un pesce fuor d'acqua, ma soprattutto la fortuna di questo nipote di avere un nonno così, di avere una famiglia così, ma io direi speciale. Cosa dice dottor Bertola? Ciao. A me a sentire il suo ospite mi veniva un'idea che non sarebbe male che nelle scuole, dico per dire,
parlavamo di tradizione, ma scegliamo bene chi venga a parlare di tradizione come suo ospite, che insegni una tradizione sana, come rispettare, ad esempio, la storia della farfalla, l'ho sentita volentierissimo, è una sciocchezza, per carità, ma cosa ti insegna? Ti insegna a rispettare l'ambiente. Non è che puoi rispettare una cosa e un'altra no, non funziona così la natura. La natura la devi rispettare tutta e amare tutta, e avrai qualche cosa di ritorno. A me piacerebbe che queste persone qui fossero invitate nelle scuole per raccontare queste cose qua, perché la cultura dell'ambiente nasce anche da questi racconti qua. Nadia da Treviso, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, è anticipata la primavera, perché una settimana fa nel mio campo, nel mio giardino, mi ha raggiunto la coppia di anatre che viene ogni anno. Sei metodica, naturale. E praticamente si sono appostati qua davanti casa a aspettare che gli metta da mangiare. Ma ogni anno, però quest'anno prima. E dopo volevo dire, ho le azalee in fiore. Ma è da gennaio. È cambiato tutto veramente. Cambiato tutto. Grazie a te cara Nadia, sempre sul pezzo la nostra Nadia, ma soprattutto c'è anche una primavera biologica che la natura sente indipendentemente da quello che ci attorna, c'è una natura biologica, una primavera biologica che noi non conosciamo, ecco, che ci sembra anche delle cose, delle volte, ma cos'è questa cosa? Invece i tempi della natura sono diversi dai nostri tempi, anche dai mesi che noi conosciamo, che di solito sono i mesi che noi diciamo adesso è arrivata la primavera, parte molto prima la natura, o sbaglio Lorenzetto? Sì, anticipa. Adesso il lupolo buscando i cesardi venire fuori per dire ieri l'altro un mio amico, lo dico ufficialmente perché sono me, grazie Orlando Fantini mi ha portato le rosuine ieri sera, risotto con le rosuine che ha un gusto delicato, perché adesso che sei anche proprio dottore, tutte queste robe che mette sul mangiare che dà un gusto qua, non è sempre tutto naturale. E mi ha telefonato un amico ieri anni che non si sentivamo, andai in cerca di una fogassa di Pasqua e lui trovare che fogassa è artigianale. Cosa vuol dire artigianale? Fa qui chi fa per casa una volta, e ora che ho indicato dico il porto se non posso, lui là e fa, ma guarda che ne sa da niente, perché se una fogassa una volta era con un poco di zucchero, qui va in cerca, cioè a sensibilità dei gusti quasi impercettibili, no? Adesso se ne gusto naturale, che non sa da niente, ma è naturale. Che mia mamma una volta dice, mamma, questa roba, ho mi ha detto mia mamma una volta, tutte le robe che aveva gusto scompagno, cioè non che era queste cose. Adesso chiaramente che tante robe, come si dice, se modificare, si impara a fare anche a preparare il pranzo coniugando a tradizione, ma anche con robe di qualità, robe nuove. E voi a darci la notizia che dicevo prima. Prego. Parliamo dei campanili, no? Campanili positivi e negativi, no? Si arriva la settimana scorsa il foglietto parrocchiale in casa, perché Santa Cristina dice 500-600 copie, che arriva di casa in casa, scritto dal parroco, con un bel trafiletto che dice... Questo? No, qui è... No, che praticamente scrive che il Ministero della Cultura di Roma ha confermato che la scuola elementare di Santa Cristina rimane aperta, perché scuola elementare, se alla prima non fa minimo 15 bambini praticamente, il Ministero le chiude, dopo il preside deve sistemare com'è. E il parroco dice anche che si è aggiunto 18 bambini, perciò rimane aperta e sta fatto un gran lavoro dai genitori. Genitori che lavora, genitori, cioè uno dove lo porto, bisogna che riesca a combinare la vita perché il lavoro tutti e due, eccetera.
e praticamente rimane aperta, ma come che dire, questo è la politica che io mi seria. La gente che si fa con le sue mani, non dobbiamo aspettare sempre che tutto arrivi dal cielo, non è di mia competenza dire una volta. No, scusa un attimo, sì. Noi adesso tireremo su le maniche e qua abbiamo l'esempio, ma se dopo non ti ascolta, quando che ti dà questi messaggi positivi per cercare anche di migliorare anche l'ambiente, cioè ora cosa fai? E dice, ma non te fa, ma se anche faccio non te mi ascolti, se anche te dico e che so e non te mi ascolti, cosa posso fare? Tenco cantava vedrai, forse non sarà domani, no? Ma vedrai. E mi fa così i genitori che ne capiscono, e sussulta perché solo il paio del prete, adesso ho detto a te che viene là, Faustino, dimmi, ma io si più preparai di me, praticamente, no? E che dico, tu a te, studiai, e dopo, né in politica, perché se là che comandai, se no, se come Faustino, bravo Faustino da una vita, e dopo. Fatemi che daria il voto ai sedicenni. Cosa dice il dottor Bertola, ecco, di queste parole del nostro meraviglioso Faustino Lorenzetto, che con una semplicità unica riesce ad arrivare ai nostri cuori, perché sta dicendo delle cose vere, delle cose che tanti dovrebbero dire e fare soprattutto. Prego, dottor Bertola. Siamo qui, cioè, Faustino faceva l'esempio dei due campanili, ma insomma siamo sempre lì, cioè ci sono tradizioni che andrebbero secondo me insegnate, questo tipo di tradizioni qua, chi è innamorato dell'ambiente, dopo per carità il progresso c'è, e quindi è chiaro che dopo le cose cambiano. Però questo è il nostro errore, secondo me, della nostra generazione, insomma, della generazione di cui faccio parte anch'io. Ci siamo innamorati, abbiamo creduto che il progresso possa fare tutto alla faccia della terra in cui viviamo. Non è così, non è così. È la terra che va rispettata, più del nostro progresso. Il progresso va benissimo, progredire è chiaro che l'uomo vuole progredire ed è giusto che progredisca, ma non può progredire, per dire un esempio banale, cementificando tutto quello che gli capita, e sappiamo bene in questi giorni cosa si sta cementificando. Ha fatto bene a dirlo, dottor Bertola, abbiamo visto proprio sta cementificando l'ambiente, un ambiente naturale che dovrebbe essere lasciato in pace, perché il problema, che dico sempre, dottor Bertola, è che l'ambiente non è del politico, e se fa danni non è il politico che paga, perché il politico passa, ma i danni ce li ciucciamo noi nel vero senso della parola, e siamo stanchi di pagare danni che altri hanno fatto per il famoso campanile o la famosa piramide dei faraoni, perché se le facessero con i propri soldi queste piramidi forse qualche volta saremmo anche d'accordo, ma le fanno sbagliate con i nostri soldi, e questo mi disturba molto, io lo dico apertamente. Dottor Bertola, ormai siamo in chiusura, che appello vorrebbe fare questa mattina? Ecco, molte persone la stanno ascoltando, penso anche tanti politici, perché al sabato forse qualcuno si riposa, così dicono. Prego. Ma è questo, noi ambientalisti certe volte veniamo visti come quelli che vogliono riportare la società al tempo della pietra, no? Perché è così. Ma anche questa è una visione sbagliata, L'ambiente, se tu lo tratti diversamente, ti può dare tantissimo. E faccio l'esempio dell'energia solare. Quella è un'energia che non produce inquinamento e che ti dà tantissimo, bisogna saper però adoperare. Allora l'ambiente non è che l'ambiente sia vivere cavernicoli, non è quello. Si tratta di progredire, ma non progredire a spese dell'ambiente, progredire grazie a quello che tutto l'ambiente ti può dare, e ci può dare tantissimo. Spetta a noi saperlo scoprire, quello è il vero progresso, quello è il vero campanile. Facciamo i campanili su chi progredisce rispettando di più l'ambiente in cui vive, e si può. Io ho fatto l'esempio dell'energia solare, ma ce ne sono 1000 di esempi che si può portare, in cui tu quello che cerchi adesso col nostro modo sintetico può essere ottenuto con un modo naturale. Questo è quello che noi diciamo. Grazie, veramente grazie al dottor Francesco Bertola, presidente ISDE Medici per l'Ambiente. Ascoltate questi medici, vi prego, ascoltatevi, perché
stanno cercando di mettere anche quella politica sbagliata nella strada giusta, e questa politica la deve assolutamente ascoltare, ecco, questa soluzione che ci può essere se tutti quanti ci uniamo per il bene del territorio e del nostro paese. Ecco, io penso che noi dobbiamo, ecco, sveglia Veneti, svegliatevi per cortesia, perché è il tempo che vi svegliate e capiate l'importanza di capire anche quando si va a votare. Allora io direi grazie dottor Berto, lei mi saluti tutti i medici ISE e soprattutto saluto anche un grande abbraccio a tutti i genitori di PFAS, che non sono solo mamme, sono anche papà, sono tante persone che veramente ci mettono la faccia, tempo e soprattutto anche l'esperienza di sapere di cosa si parla, e questo è molto importante. Allora io direi di chiudere anche con questo filmato, questo video dall'8 all'orto. Andiamo a vedere prima parte, poi lo commentiamo col nostro Faustino Lorenzetto. Allora, qua siamo a Santa Cristina, praticamente davanti a Cesa. C'è una chiesa che parla soprattutto di un gran prete che si sta, Monsignor Lorenzo Tognana, che ha fatto anche dei grandi errori. Però, essendo stato il prete degli ultimi, per me questo non basta, perché con le erbe, che dopo vedremo sull'orto botanico, eccetera, che cura e salva diverse persone. Là c'è il suo monumento, c'è la fontana, l'acqua che sgorga dalla fonte, va a morire nello stagno e poi risorge, perché abbiamo fatto dei finti fontanassi. E niente, adesso andiamo in chiesa e vediamo papà del Lorenzo Lotto. Qua siamo sulla chiesa di Santa Cristina e siamo venuti a visitare la pala di Lorenzo Lotto, pittore del 500. E dall'8 all'orto ora? Sì. Bene? Adesso andiamo al fontanasso. Ma no, ma ragazzi, ci inoltriamo in via dei Mulini per vedere il fontanasso. Il gruppo sta già avanzando. Questa è coda cavallina, da non confondere con coda cavallina palustri, che è quella che noi avanti faremo. In dialetto camusson questo e camussina qui a fina. Che appesa, che so chi si cura. Mi fa infezione quando ti c'è appena grattano, disinfettai, era il pus, eccetera. E allora ti fai questi bagni qua. Per dire di più, mi è capitato che io ero fagname, puntando con la pistola in facete, ho sparato, forse è sicuro, mi sono sparato un chiodo qua. Mi ha toccato il trancipo a cavallo, di chi dovevo dal braccio qua che veniva su, una roba incredibile. Siamo andati a casa e non sta neanche a fare da mangiare. Fammi fine e camusina, messo a mano dentro su questa cosa, perché sentivo il dolore che torna indietro. Per il discorso del fegato, con intossicazione eccetera, mi voglio chi fa, che vuol dire oltria, tutti le piantare, che se gramegna, gira siamo là, gli fa fare la bagna a cavallo, ma così qua la presina, te la tolto tu sacchettino delle erbe sminusate e veramente sei un depuratore del fegato. Quel mesurino a Roe. Ecco qua la risorgiva. La risorgiva ha un nome, no? No. La si spiana tutto. Faustino Lorenzetto continuava a parlare anche durante questo servizio, hanno che più niente, ormai non che più niente, purtroppo non c'è più l'ora perché l'abbiamo terminata. Faustino, come ci saluti Faustino? Niente, vi invito tutti quanti dall'8 all'orto, basta che andate in chiesa, anche se non si cristiani, praticamente, sui 3 ingressi, soprattutto qui a sud è sempre aperto, trovate il pieghevole qua, dall'8 all'orto
e girai col telefono, così spiegazioni della palla dell'otto. Avete visto 2000 abitanti, perché Santa Cristina fa più o meno, avete visto che chiese, cosa c'è all'interno? Monsignor Tognano, ma veramente questi investivano una volta anche sui paesi, non solo sulle grandi città. Perché l'otto ha contestato e dice che ha fatto una questione con i massari che ne vuoi pagare a pagare una differenza. Invece secondo me, che sono un ex faigname in pensione, perché Don Franchino che ha detto guarda, fai questo quadro qua, ma non costa tanto. No, Santa Cristina era un paese del paese e qualche campo di terra, e che aveva i schemi per pagarla tutta, perché comunque che chiese, cosa c'è all'interno della chiesa, avete visto? Ma dopo che c'è tutto, che c'è pizzeria da sport, pizzeria fissa, che c'è gelateria, accesa per confessarsi, a farmacia, il dottore, non manca niente. E dopo che sono me? E dopo che sei Faustino Lorenzetto. Grazie, lo vorremmo qui spesso, lo inviterò di più perché veramente è piacevole stare con Faustino. Grazie, pubblicità. Vi presento subito altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, primo mandato civica. Saluto anche il professor Giorgio Sandrini, collegato con noi da Pavia, presidente Fondazione Cirna, Alleanza Cefagici. Grazie professore anche a lei di essere qui con noi. Veramente grazie perché sono collegamenti importanti che ogni mattina io dico impariamo qualcosa e conosciamo qualcosa che minimamente magari non sapevamo. Allora inizierei proprio da lei, professor Giorgio Sandrini. Prima abbiamo avuto il dottor Francesco Bertola, presidente Medici per l'Ambiente, dove fa capire che forse certa politica dovrebbe ascoltare di più questi addetti ai lavori, quelli che sanno, perché poi sono malattie che arrivano e non si sanno come curare se non investi, se non fai prevenzione. Cosa ci dice professor Sandrini? Sì, sicuramente è molto importante che ci sia un collegamento tra la politica, che poi è quella che decide su come impostare ad esempio l'assistenza sanitaria, e da una parte ovviamente i medici che vivono quotidianamente dal punto di vista professionale queste realtà, e anche i pazienti. Sono molto importanti le associazioni di pazienti che sono state valorizzate negli ultimi anni in maniera molto importante. Nessuno meglio del paziente conosce quali problemi deve affrontare e quindi può dare delle pareri molto competenti su quali possono essere anche le soluzioni. Ci spieghi allora e facciamo capire cos'è questa Alleanza Cefagici, professor Sandrini. Dunque, Alleanza Cefalagici è un'associazione pazienti che è nata oltre 30 anni fa, raccoglie dei pazienti che soffrono di mal di testa, come dice il termine. Ha fatto un lavoro incredibile in questi anni Lara Merighi, che è la coordinatrice presidente di questa associazione. Noi abbiamo avuto ospite diverse volte. Esattamente, sì. E che da una parte ha saputo costruire questa associazione e interfacciarla, come dicevo, con il mondo politico, quindi facendo parte di commissioni, di tavoli tecnici ministeriali, è riuscita a ottenere un importantissimo obiettivo. Nel 2020 è stata approvata la legge numero 81, che riconosce che i pazienti che soffrono di cefalea cronica, che sono una parte dei pazienti che soffrono di mal di testa, ma è quella ovviamente che è più disabilitata, ogni giorno hanno mal di testa, spesso di intensità molto elevata, e quindi hanno grosse difficoltà a svolgere le proprie attività. Molti abbandonano il lavoro perché non riescono più a svolgerlo, e tra l'altro è considerata una delle cause più importanti di disabilità anche dalla OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi questo lavoro di collegamento tra le esigenze dei pazienti e i politici è stato di grande importanza. Ricordo che c'è un sito che si chiama cefalea.it, che chiunque soffre di mal di testa e desidera restare aggiornato su quanto viene fatto
dai pazienti per aiutare i pazienti. Su questo sito può trovare tutte le informazioni sulle attività che vengono svolte da questa associazione. Professore Sandrini, però sentire anche dalla Presidente che ho avuto ospite, dei passi avanti si sono fatti. Una volta non si conosceva questa realtà, ho mal di testa, ho mal di testa, ho mal di testa. Forse anche investendo si è riusciti ad arrivare a questo e siamo sempre là, se si investe poi hai delle risposte. Prego, professore. Assolutamente, è un'osservazione giustissima. La ricerca ha fatto dei progressi enormi in questo campo. Forme che erano considerate incurabili oggi possono essere benissimo controllate. Si è visto che è anche molto importante prendere, come si dice tecnicamente, prendere in carico, cioè quindi prendere in cura il paziente tempestivamente, perché se questo non avviene, ad esempio, molte delle cefalee croniche sono legate ad un uso eccessivo di antidolorifici che favoriscono poi la cronicizzazione del mal di testa e creano anche una sorta di assuefazione, di dipendenza dal farmaco stesso. Quindi è molto importante quella che si chiama la informazione e formazione del paziente, che deve essere aggiornato sul fatto che ci sono delle possibilità di curare il suo mal di testa. Naturalmente bisogna considerare che non tutti i pazienti rispondono alle cure, quindi ci può essere un farmaco che funziona e in un paziente non in un altro, e quindi si può avere l'esigenza di passare ad un altro tipo di terapia. E questo è un ruolo molto importante che possono fare le associazioni pazienti, dando una informazione controllata scientificamente. Purtroppo tutti sappiamo che spesso girano sul web false informazioni approssimative, quindi fa sempre riferimento a siti ufficiali di strutture qualificate e questo può sicuramente aiutare il paziente a gestire meglio il proprio mal di testa. Professor Sandrini, prima abbiamo parlato con i medici dell'ambiente, l'importanza dell'ambiente, specialmente della natura. Ecco, anche in questo caso può essere importante per questi malati vivere anche con l'ambiente, con una natura sana, un ambiente sano. Prego. Assolutamente sì. Tra i fattori che più facilmente scatenano il mal di testa, le forme diciamo più comuni, più diffuse, ad esempio l'emicrania, la cefalea tensiva, vi è lo stress, ma sono ultimamente quindi lo stress che può essere lavorativo, ambientale, inteso anche in senso lato, perché ovviamente un ambiente malsano sappiamo che è a causa di molte malattie di vario tipo e sicuramente contribuisce anche ad un peggioramento del mal di testa. Si sta facendo anche a livello europeo una grossa campagna, ad esempio, sull'ambiente di lavoro, inteso in senso lato, cioè l'ambiente di lavoro deve essere, soprattutto per chi ha dei problemi di dolore, di mal di testa, accogliente. Il paziente non deve sentirsi un corpo estraneo, spesso i pazienti che soffrono di mal di testa, che è una malattia che non si può visualizzare, no? Si vede magari il paziente che ha il volto sofferente, ma non c'è un aspetto oggettivo che quantifichi il suo dolore. E spesso questo paziente è oggetto di pregiudizio, si pensa che sia qualcosa di inventato e quindi l'ambiente di lavoro può diventare ostile. Ci sono delle situazioni ambientali, quindi ambiente inteso in senso lato, anche lavorare ad esempio con delle luci intense, con rumori intensi, sicuramente peggiora il mal di testa. C'è un altro, sentivo prima i vostri interessanti servizi, interviste, un altro aspetto interessante, apro una brevissima parentesi che però può interessare i pazienti, coloro che ci ascoltano, si citava il fatto che ci sono delle erbe che possono curare. Questo è verissimo, molte delle medicine che si usano oggi o sono state alla base per l'estrazione di principi attivi che hanno dato origine a farmaci o a linee di farmaci. E l'orientamento oggi è quello di usare dei cosiddetti fitofarmaci, fito vuol dire erba, insomma, che sono farmaci dove si estrae il principio attivo.
Un secondo solo per fare un esempio il tanaceto, che è un'erba medicinale che si usa anche per liquori, e ha all'interno una sostanza che si chiama partenolide. Partenolide è un potentissimo antiemicranico. Se si usa la partenolide estratta si ha solo l'effetto antiemicranico, se si usa l'erba in eccesso ci possono essere anche qualche effetto tossico, epatotossico. E quindi è molto giusto il discorso sulle erbe, meglio ancora per i fitofarmaci. Eppure, guardate, più sento queste eccellenze di ospiti che ho, Sindaco Fantuzzi, più veramente penso a quanto abbiamo distrutto la natura. Prima Faustino Lorenzetto diceva la farfalla ha bisogno dell'ortica, ma se l'ortica non c'è, cosa facciamo? Ecco, questo distruggere, perché è stato l'uomo, non è stata la natura che si è autodistrutta, questo uomo che non si accontenta mai, chissà dove vorrà arrivare, ma soprattutto il male che stiamo facendo al futuro, ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, perché questo è il futuro. Ecco, voi sindaci avete questo potere, perché adesso siete anche in tanti, e a mio avviso siete troppo tipidi nel momento che avete il popolo dalla vostra parte, nel vero senso della parola, perché io parlo di Italia a 360 gradi, dove questo popolo è stanco, vorrebbe più risposte, vorrebbe più rispetto, ci fossero più valori. Ecco, cosa dice? Molto bene ha parlato il professor Giorgio Sandrini, veramente del rispetto che ci vogliono anche per certi sintomi di malattie. Ecco, questa emicrania che può distruggere una persona, lasciare il lavoro, quante cose forse non si sanno che bisogna sapere, qui io non ho voglia di fare niente, dice sempre che ha mal di testa, perché questo è quello che si dice. Prego, Sindaco. Intanto buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno Mirella e grazie. Sì, gli spunti appunto dati dal dottor Sandrini sono davvero interessanti, purtroppo sì. Ci sono tantissime situazioni latenti, no? Che non conosciamo, che non conosciamo perché non vogliamo affrontarle o perché appunto non abbiamo appunto una necessaria conoscenza della materia e del tema, quindi ben vengano appuntamenti come questo che danno la possibilità alle persone di capire meglio anche quelle che possono essere le gestioni di queste situazioni, di queste malattie, di queste patologie. E approfitto anche per lanciare l'appello, come giustamente diceva prima il dottor Google non è la soluzione per tutti i mali, bisogna anche sapersi affidare a medici competenti o ad associazioni che fanno del loro percorso e della loro missione, quella della conoscenza, di dare risposte a cittadini e pazienti, dare il giusto merito e il giusto ascolto. Noi da parte nostra come politica, hai ragione, forse delle volte dovremmo battere i pugni in maniera più forte, essere più decisi, però ecco anche il nostro ruolo di amministratori, soprattutto perché poi ci sono i politici, quelli di alto livello che promulgano leggi eccetera, che hanno un ruolo e devono appunto avere questo ruolo a 360 gradi guardando tutto. Noi che siamo sindaci, siamo amministratori, abbiamo a che fare con tutta la rete sociale che va dall'anziano, che va dalla famiglia, che va dal ragazzo, dal giovane, va all'impresa, va all'ambiente e noi dobbiamo amministrare nella maniera migliore possibile, con la capacità migliore possibile, tutto questo ben di Dio, perché possiamo dire che comunque siamo fortunati ad avere e a poter gestire questo tipo di territorio. Però dovremmo essere più incisivi. Sicuramente i temi ambientali sono temi importanti, i fattori tra virgolette di ambiente, di gestione delle situazioni sono molto diciamo connessi a quello che è lo stato di salute psicofisica di una persona e su questo secondo me dobbiamo lavorare. Purtroppo non dobbiamo nasconderci dietro il fatto che viviamo davvero in un mondo che è troppo di corsa, non abbiamo il tempo di fermarci, non abbiamo il tempo anche di informarci nella maniera corretta e questo ci porta ad avere un accumulo anche di stress che poi sfocia in tante situazioni come anche questi mal di testa cronici che poi le persone si portano dietro. È un malessere che poi porta magari a tensioni familiari e quindi la famiglia va in crisi. Lavorative. Tensioni lavorative, nel lavoro poi non si riesce a rendere nella maniera migliore.
i rapporti interpersonali. Alla fine siamo esseri umani che del rapporto interpersonale fanno diciamo una delle caratteristiche principali, no? E se non riusciamo ad essere capaci di sviluppare rapporti sani, poi di conseguenza è tutta una catena negativa che si porta avanti. Ecco, quindi ben vengano associazioni come questa che mirano un pochettino i temi e che spronano anche la politica ad agire in funzione di essere un colpo. Esatto, di essere più efficaci nelle leggi che poi vengono promulgate. Allora, Sindaco, però è anche vero che fate fatica, parlo in generale naturalmente, non parlo mai col personale, di mettere all'interno, noi abbiamo le quote rosa con tanta fatica perché qualcuno ha dovuto metterle, questa è la verità, no? Perché ci volevano, ma qualcuno ha dovuto metterle perché la spinta era molto forte. Non vi sembra che adesso ci sia una spinta molto forte che riguarda l'ambiente e mettere all'interno della giunta anche questi ambientalisti, perché sono veramente persone che sanno, sono competenti, forse possono dare anche anche a voi stessi per migliorare la qualità della vita. Perché vede, Sindaco, a mio avviso la politica non dovrebbe guardare il colore, dovrebbe guardare il bene della comunità. Dopo ognuno con le proprie idee, le proprie riflessioni, ma in quel momento, se il bene della comunità ha bisogno di certe risposte, tutti dovrebbero unirsi in questo, ma mi sembra che questo si faccia molta fatica. Io prima dicevo che mi dispiacerebbe che ci fosse questa strumentalizzazione adesso che ci sono queste campagne elettorali, perché andremo avanti per un bel po' e allora adesso si fa tutto, comunque si danno risposte, ma prima dov'era la politica? Cioè, perché non le ha date prima? Si deve arrivare proprio al limite del respiro per dare la risposta, sempre in campagna elettorale, mi sorge questo dubbio. Cosa dice il Sindaco? Che questa purtroppo è una malattia, diciamo, no, del nostro sistema, che si arriva sempre nei momenti delle campagne elettorali a dover parlare alla pancia delle persone, a dire no, ma guarda che io in realtà faccio adesso. In realtà appunto tutto nasce un po' da monte e soprattutto nasce tanto anche dalla credibilità che noi stessi amministratori dobbiamo dare, perché ci mettiamo la faccia e ci mettiamo il nostro impegno per la nostra comunità e quindi è giusto che l'impegno non sia soltanto nel mese in cui fai la campagna elettorale e ti proponi, ma l'impegno deve essere costante e deve essere per tutto il tempo che tu decidi di dedicare come missione alla tua comunità. Due aspetti che hai toccato importanti, quello delle donne, che sono una risorsa. Ieri abbiamo festeggiato la festa della donna e approfitto per fare gli auguri a te, Mirella, e a tutte le donne che ci ascoltano. Le donne sono una risorsa importante, sì. C'è stato bisogno di una legge che mettesse questo punto. Come si diceva prima, a volte le leggi devono essere anche quelle che aiutano un cambio anche di concezione, un cambio di cultura, no? Ma in provincia di Treviso tutto sommato, dai, non siamo messi malissimo. No, poi comunque Treviso è una delle città del capoluogo e come assessorati che ha come molte donne, perciò lo dico. Abbiamo oltre 20 sindaci donne e abbiamo oltre il 40% di amministratori comunque donne, quindi vuol dire che stiamo lavorando e questo percorso, che purtroppo non è un percorso immediato, però ormai sta prendendo piede. Ma le quote verdi che mi interessano, sarebbe d'accordo? L'altra questione delle quote verdi, allora, secondo me è da pazzi in qualsiasi, appunto, di qualsiasi colore politico si è, non tener conto e non tenere a riferimento l'ambiente in cui si sta, perché purtroppo o per fortuna tutti viviamo su questa terra, tutti viviamo in questo territorio e tutti devono avere per prima cosa la passione e l'amore per il territorio. Io avevo sempre mio nonno che mi diceva: tu oggi sei qui, domani non ci sei e devi lasciare quello che trovi oggi per chi ci sarà domani. Questo deve essere il principio no, del lasciare agli altri qualcosa di buono, che purtroppo però sì, è vero, negli ultimi anni, e soprattutto se guardiamo all'epoca del progresso, diciamo anche dello sviluppo economico, tante volte si è sacrificato questo argomento. Quindi premesso questo, dall'altra parte non ci vuole l'eccesso.
non si può neanche pensare che tutto debba essere... Sì, ma voi non dovete spostare sempre il cerino facendo capire che forse c'è un eccesso di ambientalisti. Voi dovete prendere quelle associazioni, sono tantissime, che veramente sanno dare delle risposte, perché c'è competenza. So anch'io, anche nel mondo del volontariato c'è il buono e il cattivo, ci mancherebbe, ma non dobbiamo mica buttare via tutto il mondo del volontariato perché c'è del cattivo dentro. Si prende il buono del volontariato, si prende il buono dell'ambientalismo. Cosa dice professor Sandrini? Sono assolutamente d'accordo, condivido pienamente le vostre osservazioni. Io tra l'altro sono vicentino e gli altri miei nonni erano trentini, quindi sono legato anche a questa realtà che fa parte dei miei ricordi di infanzia rurale, che è la vera forza è stata perlomeno la vera forza del paese. È nato da questo spirito enorme di sacrificio e di rispetto soprattutto per la natura, per l'ambiente, che andrebbe ricordato e rispettato. Oggi ci sono degli interessi enormi, non va dimenticato che quando si riuniscono i politici ad altissimo livello, a livello internazionale, alla fine non si trova quasi mai un accordo perché ci sono degli interessi enormi. E questo sappiamo che potrebbe essere in prospettiva purtroppo ne stiamo vedendo anche tutti i giorni, si parlava prima di questa primavera che arriva sempre prima, del caldo, che le stagioni più calde, febbraio più caldo di sempre, eccetera. E questo è ovviamente una strada che se non verrà interrotta porterà a un suicidio dell'umanità. E quindi ognuno dovrebbe iniziare per primo a proprio livello, cercare di contribuire a risolvere i problemi. Per quanto riguarda i pazienti, molto brevemente, chiaramente si è detto giustamente, sono i primi ad essere in qualche maniera coinvolti, sono i più fragili e quindi sono anche quelli più esposti a tutti i fattori. Gli anziani, non dimentichiamo gli anziani ad esempio, che sono in numero sempre più crescente, più importante, e è molto importante che vi sia una sensibilità per cercare di aiutare queste persone che hanno delle fragilità, dei problemi, delle difficoltà a superare gli ostacoli che la vita pone a vari livelli quotidianamente. E l'idea delle quote verdi mi pare molto interessante. Il problema ovviamente è, diciamo subito che le quote sono un riconoscimento di una sconfitta, perché le quote rosa sono state molto importanti e lo sono tuttora, ma semplicemente codificavano, riconoscevano che cosa? Che c'era una non meritocrazia, ci sono tante donne che sono molto molto meglio di tanti uomini e che non avevano riconoscimento del loro merito per un pregiudizio, per una discriminazione. E l'ambiente, giustamente lei lo accostava a questa problematica, è spesso considerato come qualcosa di facoltativo, che in fondo dà fastidio perché colpisce spesso degli interessi individuali o di gruppi. E quindi la proposta di iniziare a creare una sensibilità di questo genere con le quote verdi mi pare che sia molto interessante. Giustamente, chiudo, si è anche sottolineato che è molto importante poi selezionare le persone, quindi quelle che hanno effettivamente delle qualificazioni, che sono competenti, e questa selezione deve avvenire ovviamente anche per quanto riguarda, è stato giustamente ricordato, anche per quanto riguarda le informazioni e la formazione, quindi il web può essere pericoloso quando dà false notizie che diventano in qualche maniera delle notizie pericolose. La ringrazio professor Sandrini per il supporto che mi sta dando, perché è un pezzo che insisto con i sindaci, anche perché i sindaci hanno una forza che loro non immaginano, per questo io dico che sono tiepidi, perché hanno la forza dei cittadini, e gli onorevoli senatori sono eletti dai cittadini perché partono da là, i voti partono sempre da là, per quello in campagna elettorale vogliono ascoltare i cittadini, sono tutti che ascoltano i cittadini adesso, e prima
Abbiamo Leone da Trebaselle, che vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora io sono agricoltore e quando mi sono messo a fare l'agricoltore sono venuto a casa, ho fatto scavare tutti i fossi, ho ripristinato le siepi attorno ai fossi, ho piantato alberi dappertutto, qualche volta me li hanno anche sfalciati via. Comunque io nel mio piccolo cerco di essere ambientalista. Quello che non mi piace degli ambientalisti è che sono bacchettoni. Tu non puoi fare questo, tu non puoi mangiare carne, tu non puoi respirare, tu non puoi fare questo, tu non puoi fare quell'altro, tu non puoi fare quello che si deve dire con l'ambiente è quello che si deve fare invece di non fare. Quello che veramente non si dovrebbe fare, prima di tutto, sarebbe costruire armi, bombe atomiche, fare guerre. Quello non si deve fare. Ma per il resto possiamo fare tutto, perché noi, esseri umani, Homo sapiens, abbiamo inventato tutte le tecnologie per rimettere a posto tutto, se vogliamo. Ma è questo che non lo facciamo perché non ci sono i soldi, perché i soldi li spendi per le guerre, per le bombe atomiche. Quello è il vero problema. I soldi, ci vogliono i soldi, perché io sono agricoltore, se devo coltivare senza diserbanti, devo avere i trattori apposta, le attrezzature apposta, e chi me li dà i soldi che già non guadagno niente come sto facendo adesso? E poi quando avrò prodotto la roba senza diserbanti, senza chimici, senza tutto, sarà ancora la borsa di Chicago che mi fa i prezzi. Ecco, questo è il vero problema, perché se non c'è acqua si può togliere dal mare l'acqua, perché le tecnologie le abbiamo. Se c'è inquinato si può pulire l'aria, abbiamo la tecnologia per farlo, abbiamo tutto per farlo, è quello che non facciamo. Per i dossieraggi hanno scoperto l'acqua calda. Allora, qui ci sono intercettazioni telefoniche a tutto campo. E che fine fanno le intercettazioni telefoniche? Vanno nei dossier. I dossier ci sono sempre stati, da quando hanno fatto queste intercettazioni telefoniche. Perché? Perché bisognava prendere i mafiosi. E tu hai Messina Denaro che è 40 anni che è fuori e lo prendono 2 giorni prima che muoia. Ma che paese è questo? Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, mi fa piacere anche della telefonata, specialmente la prima parte, quando dicevi ma sono dei bacchettoni. Io prima ho detto una cosa importante, se avete ascoltato, ho detto che dobbiamo prendere quelli bravi, quelli che sanno, quelli competenti. Non ho parlato di bacchettoni, ho parlato di persone, di organizzazioni che se noi non ci mettiamo in testa di supportare, qua lo dico ai sindaci, perché sono loro che devono capire, siete voi sul pezzo, siete voi responsabili della salute dei cittadini, non andremo da nessuna parte. Però quelli bravi che ci sono vanno ascoltati, Leone. Ti ricordi cosa ti ha detto il professor Garattini che abbiamo avuto ospite quando hai parlato di integratori? Lui ti ha risposto, se lei si sente bene con l'integratore che prenda, benissimo, però dal mio punto di vista c'è un eccesso e non fanno niente, ecco, è acqua fresca. Però se l'acqua fresca ti fa bene, bevi l'acqua fresca, non ti dico mica di no. Capisci che i messaggi arrivano, ma arrivano da persone competenti che abbiamo sentito anche questa mattina, medici per l'ambiente che studiano per migliorare la qualità della vita e invece devono cercare i soldi dal privato perché nessuno investe su questa ricerca. Ma sindaco, io mi rivolgo a voi, siete voi che avete adesso il coltello dalla parte del manico, perché siete voi che parlate con i cittadini, non gli onorevoli senatori che quando arrivano a Roma si scordano del loro territorio, perché questa è la verità. Prego sindaco. Difatti mi collego un po' alla questione di prima, ma è anche un bellissimo intervento quello da parte del nostro ospite, perché ha centrato più temi e in maniera anche comunque corretta. Sicuramente la ricerca è quella che ci aiuterà ad andare avanti e bisogna investire su questo aspetto.
abbiamo la fortuna di essere in un paese appunto dove comunque abbiamo le possibilità per farlo. Probabilmente siamo pigri in certi aspetti e vediamo, o anche magari a livello elettorale, conviene fare qualcos'altro più che investire su un qualcosa a lungo raggio, a lungo termine. Però detto questo, penso che comunque un percorso lo stiamo facendo e appunto lo si diceva prima, la scoperta di malattie piuttosto che di metodi per curarla, piuttosto che di metodi innovativi per le coltivazioni, eccetera, è un percorso che stiamo portando avanti. Chiaro che deve esserci il giusto equilibrio. Come diceva giustamente l'ospite, anch'io sono un imprenditore agricolo, quindi vivo anch'io il problema, no? Il tema dell'agricoltura. Le proteste che ci sono state in questi mesi da parte degli agricoltori miravano proprio a questo, cioè noi veniamo limitati, noi veniamo additati come quelli che non sanno salvaguardare il territorio, che invece non è vero. L'agricoltore fa della tutela del territorio perché è il suo posto di lavoro, quello che si diceva prima, aver cura del proprio posto di lavoro per poter poi lavorare meglio. Non penso che nessuno vada con l'intento di avvelenare il proprio posto di lavoro per poi lasciarci le penne mentre lavora, no? Però dall'altra parte poi viviamo in un mondo globalizzato dove all'estero ci sono ammesse cose che in Italia non sono ammesse e i prezzi non sono i prezzi esteri, delle materie estere, sono concorrenziali con quelle nostre italiane. Quindi noi dobbiamo produrre in maniera sostenibile, in maniera bio, però dall'altra parte il nostro prodotto buono è messo in concorrenza con il prodotto estero di X punto interrogativo dal punto di vista di come viene coltivato, di quello che può essere il suo apporto di eventuali residui di prodotti fitosanitari, eccetera. Quindi è un mondo comunque particolare, dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come stanno, noi dobbiamo essere i primi a guardare quello che diceva Leone, mi pare si chiamasse, Leone. Giusto? È corretto, anche solo l'esempio, no, delle trombe d'aria. No, che adesso ogni temporale che arriverà dalla primavera in poi all'estate sarà un incrociare le dita perché non venga un evento che porti via tetti o che faccia disastri. Ma le siepi una volta facevano da barriera naturale a protezione anche delle case, delle... Scusi, ma chi è che ha tolto le siepi? Perché le ha tolte? Allora, noi abbiamo delle situazioni dove anche gli enti preposti alla manutenzione degli scoli, delle rive, dicono per una questione di costi, per una questione di monocultura, possiamo dirla? No, non tanto, proprio questione possiamo dirla, Sindaco, no, che ma non è solo quello. Rivelato tutto. Una telefonata, se no mi cade la linea, bisogna andare anche alla questione al nocciolo. Abbiamo Luciano da Desenzano, adesso andiamo a Brescia. Vai Luciano. Pronto? Luciano? Niente, è caduta la linea, vediamo se la riprendiamo. Cosa ne pensa, professor Sandrini? Devo correre perché la puntata sembra lunga, ma dopo vola. Prego, professore. No, condivido pienamente quanto è stato detto e credo che sia molto importante la politica a livello locale che sappia farsi sentire poi a livello nazionale. Restando con l'esemplificazione di come le conseguenze di decisioni sbagliate possono manifestarsi a lungo termine. Prima si è detto, spesso il politico, non vuole essere un'osservazione qualunquista, ma una critica costruttiva, pensa solo al voto. Il voto arriva dopo 2 mesi, dopo un mese, dopo un anno. Gli effetti di certi provvedimenti si vedono dopo 10 anni. Adesso tutti dicono mancano i medici, giustissimo, ma per fare uno specialista ci vogliono 10 anni. Quindi se io calcolo che il mio voto deve arrivare dopo pochi mesi, tendo a tagliare i finanziamenti perché formare del personale qualificato costa, perché i risultati si vedranno dopo 10 anni. Questa è un'esemplificazione di come una politica miope può creare dei gravi problemi. Il problema degli agricoltori è stato riassunto benissimo. È un altro esempio, non si può non considerare che si vive in un mondo globalizzato
Non si può accusare gli agricoltori di fare dell'inquinamento quando sono costretti ad usare degli antiparassitari, perché altrimenti la produttività dell'azienda non sarebbe in grado di essere competitiva con i prodotti che arrivano dall'estero, magari prodotti che sono anche fortemente inquinati. E quindi il discorso che è emerso, uno, del fatto che ci sia una sensibilizzazione della politica e soprattutto una responsabilizzazione della politica nell'affrontare questi problemi, è assolutamente fondamentale. Due, che vengano tenuti in debita considerazione quelle che sono le esigenze dei singoli gruppi, senza creare delle competizioni che finiscono poi per danneggiare quello che è il bene comune, che è ad esempio l'ambiente. Quindi se non si tengono presenti questi due principi, sicuramente le prospettive future non del nostro paese ma del mondo intero non sono certo rosee. Eppure abbiamo sentito anche prima Faustino Lorenzetto quando ha detto: quando vado nelle scuole a portare questi esempi mi sento un pesce fuor d'acqua, perché qualcuno non vuole ascoltare, non vuole far capire invece che questo bambino sarebbe molto più curioso a conoscere la natura, a portarli fuori questi bambini, a fargli toccare con mano, perché loro vogliono essere intrigati. Ecco, forse è troppo impegno, perché vuol dire esporsi, allora mettono davanti la sicurezza, la burocrazia, però dove vogliono poi li portano i bambini, e questo mi dà molto fastidio. Allora andiamo a vedere anche una cosa molto importante, visto che abbiamo parlato di bambini, andiamo a vedere cosa succede invece con questo sindaco, con Nicola Fantuzzi a San Polo di Piave, dove lui ha investito invece nella scuola. Andiamo a vedere. Rilanciare la natalità passa anche attraverso il rinnovamento delle strutture scolastiche, perché è un dato di fatto che le giovani coppie in cerca di casa valutino dove andare ad abitare anche in base ai servizi di cui in futuro potrebbero usufruire i loro bambini. A San Polo è partito, grazie ai fondi PNRR, il cantiere per la ristrutturazione della scuola elementare di via Papa Luciani. È sicuramente un tassello importante sia a livello di progettualità della cittadella scolastica, e quindi per poter dare alle famiglie e ai ragazzi un ambiente sicuro in primo luogo, ma anche innovativo sia da un punto di vista strutturale che anche di didattica. Sarà la Lassud a subire l'intervento più consistente, a cominciare dalla sostituzione della copertura. Verrà completamente rimossa e realizzata con una copertura più leggera in carpenteria metallica. Contestualmente verranno realizzati i cosiddetti cappotti antisismici, quindi tutto il perimetro del fabbricato verrà rinforzato con una pelle in cemento armato e contestualmente con un cappotto termoacustico. Abbiamo visto il cantiere in costruzione dove ci sarà veramente una grande scuola primaria, c'è il progetto anche della scuola media, insomma un'idea complessiva. Io credo che questa sia la sfida che oggi le amministrazioni comunali, sfida difficile, devono cogliere. L'assessore regionale Donazzan in visita dunque al cantiere della scuola dove lo scorso anno è stata terminata anche la nuova mensa. Si aggiungerà a breve anche il nuovo asilo nido e quindi ci proiettiamo davvero con grande entusiasmo nel futuro. Allora, Sindaco, investire nei bambini, nei ragazzi, nella cultura vuol dire scuola, prego. Sì, diciamo che noi crediamo che la scuola sia uno dei pilastri della comunità e quindi riuscire ad avere intanto, prima cosa, strutture sicure per i nostri ragazzi, ma poi anche moderne, all'avanguardia, per dare la possibilità di avere una didattica anche più aperta, no? Che appunto sia una didattica che porti anche fuori dalle semplici mura dell'aula un ragazzo e che gli permetta di essere direttamente in connessione con quello che è il mondo circostante, quindi l'ambiente. Questo progetto importante che appunto abbiamo avuto la fortuna di poter portare avanti con il contributo del PNRR si aggancia poi all'asilo nido, che sarà un'altra struttura che nascerà lì a fianco per completare la cittadella scolastica, e un asilo nido su cui noi crediamo molto proprio come servizio alle famiglie. Quando si diceva riuscire a creare un sistema che sia di comunità anche a servizio e in funzione alle famiglie, secondo me passa proprio anche attraverso questo tipo di strutture. Oggi i nonni, voglio o no, sono
giovani, magari molte volte, ma tante volte devono lavorare o magari hanno i loro genitori da dover accudire, da dover tenere praticamente in casa, e quindi per le giovani famiglie, le giovani coppie con i bambini non è facile trovare delle soluzioni per poter gestire anche un nuovo nato. Ecco che questo servizio va in questo senso, per cercare di creare una comunità che abbia una visione completa di quello che sono le esigenze e soprattutto che possa dare degli spunti, no? Anche poi di positività, e guardare al futuro in maniera non grigia, ma in maniera bella colorata. Allora sì, il futuro, ma anche il passato è molto importante. Andiamo a vedere San Polo, premio Mazzotti. Il premio finale, come ogni anno, si terrà il 18 novembre presso la Camera di Commercio di Treviso, quindi nel Salone della Camera di Commercio, e lì appunto i 3 libri vincitori delle varie sezioni poi si scontreranno in diretta per il vincitore del premio, con la giuria popolare che al momento voterà il vincitore del premio. Conto alla rovescia per conoscere il vincitore della 41esima edizione del premio letterario Gambrinus Mazzotti, nato per ricordare la figura e l'opera del grande scrittore e saggista Giuseppe Mazzotti. Montagna, cultura e civiltà, esplorazione ai viaggi, finestra sulle Venezie, la terna di quest'anno. È connubio tra la figura di Beppi Mazzotti, che aveva a cuore la montagna, le ville venete e anche l'artigianato locale, con anche la gastronomia e l'enogastronomia appunto legata alla sua passione per il Gambrinus. Come ogni anno al centro delle opere letterarie le tematiche che tanto stavano a cuore a Mazzotti. Quello che il premio oggi porta è una grande attualità su quelli che sono temi che tutti i giorni viviamo, quindi il rispetto dell'ambiente, la valorizzazione della cultura territoriale anche attraverso la cultura dell'artigianato. Attendiamo con trepidante attesa di capire chi sarà il vincitore di questa edizione e penso che ci saranno delle belle sorprese. La sorpresa è per questi bambini capire anche cosa c'è come cultura nel territorio, ma devi iniziare da piccolo, non puoi insegnare la musica lirica a 30 anni, devi iniziare da piccolo, e così vale per gli scrittori, i poeti. Cosa dice? Perché lei ha investito invece molto sulla cultura, sull'ambiente, Sindaco? Diciamo che, lo dicevamo fuori onda, no? Magari collegandoci anche al discorso del dottor Sandrini. Che è caduto, mi dispiace, è caduta purtroppo, la connessione. Ci sono delle cose che magari nell'immediato non portano voti, no? In termini di appeal, però sono quelle cose che poi fanno la differenza nella costruzione di una società e di una comunità migliore. E sicuramente la cultura, quindi sapersi relazionare in maniera cosciente e consapevole con quello che è il nostro passato e gli argomenti che poi sono direttamente collegati alla nostra società, ci permette di essere una società migliore. Noi abbiamo la fortuna a San Polo di Piave di avere un premio letterario importante come quello appunto dedicato a Beppi Mazzotti, che fa un grosso lavoro anche con i giovani, perché c'è la sezione che adesso tra l'altro andrà in premiazione qui a maggio per i ragazzi, quindi dove vengono coinvolti i ragazzi delle scuole medie, un premio a loro dedicato con temi che loro sviluppano su argomenti appunto, come detto prima, ambiente, ville venete, artigianato. E poi c'è la sezione ragazzi, quindi per i ragazzi fino ai 18 anni, che quello va anche un po' oltre, va anche su un Mazzotti moderno, no? Quindi come proiettare questi argomenti nel tema moderno, quindi anche attraverso clip, magari mini clip cinematografiche, eccetera. Ecco, abbiamo una grossa fortuna, dobbiamo continuare ad investire su questo tema, sul tema culturale, e sviluppare i temi cari ai nostri territori, perché noi siamo fatti della nostra storia, Mirella, e quindi dobbiamo continuare a cavalcare quest'onda e portarla anche con fierezza. La nostra storia però sono anche i diversamente giovani. Cosa succederà a San Polo per i diversamente giovani? Perché fino adesso abbiamo parlato di bambini, di ragazzi, di famiglie. I diversamente giovani? I diversamente giovani, come detto prima, oggi la nostra società è particolare proprio perché ci sono tante persone
che vengono accudite in casa e quindi tanti bisogni, nuovi bisogni che si affacciano. Anche perché non ci sono tante RSA purtroppo rispetto alla domanda che abbiamo. C'è una grossa difficoltà anche a trovare persone che possono dare sostegno, le famose badanti, no? che possono dare aiuto alle famiglie. Ecco, noi a San Polo di Piave nel mese di aprile faremo proprio un incontro specifico mirato. Noi abbiamo una casa di riposo di piccolina, perché sono circa 60 posti, che però è nata agli inizi, a metà anni 90, quindi è da un po' di tempo che sta portando avanti questa sua attività in collaborazione con la nostra casa di riposo, con l'ufficio sociale, con la nostra assistente sociale e con uno psicologo. Andremo a dare una chiave di lettura per le famiglie che accudiscono anziani in casa e anche a fornire tutto quello che è una informazione sui servizi a cui loro possono attingere, perché il problema è che oggi tante famiglie non sanno che servizi potrebbero attivare per alleviare un pochettino questa loro, tra virgolette, attività, no? Diciamo, mettiamola così. Anche. Passione, amore verso i propri cari. E ci sono degli strumenti che possono aiutare queste famiglie, però le famiglie tante volte non li conoscono, non hanno la maniera di informarsi. Ecco che allora noi andremo a fare una serata proprio mirata a far conoscere questi servizi, queste possibilità e a dare, con l'aiuto anche dello psicologo, delle chiavi di lettura per gestire al meglio. Oggi non è facile gestire una persona con una demenza senile, non è facile gestire una persona con Alzheimer. Ecco che magari avere delle possibilità, anche appunto delle chiavi di lettura diverse, può aiutarti a gestire con più serenità quella situazione. E grazie anche al mondo del volontariato e dell'associazionismo, che io lo dico saremo martiri senza il volontariato. Dovreste premiarli di più. Sì. Vedo tanti premi ma poco al mondo del volontariato, che a mio avviso dovrebbe essere premiato più di tante persone, che delle volte si dice ma chi sia sta qua, ma perché gli ha dato il premio? Perché funziona così. E allora adesso andiamo a vedere invece il servizio Ormelle Voci San Polo. Andiamo a vedere. Vedere macchina come fatto l'incidente. Amici, conoscenti sul luogo del tragico schianto costato la vita al 27enne Gurtej Singh e al 35enne Gurdeep Singh è un continuo via vai. In tanti conoscevano il giovane di San Polo che aveva lavorato alla Friuli Intagli di Prata di Pordenone prima di spostarsi nuovamente a Oderzo. Era proprio un amico di pelle, conosco da tanti anni. Dio santo, anche 27 anni, giovane, figlio unico, è una sorella solo. Dio, un bravo ragazzo, dispiace. Il 27enne aveva detto ai genitori che sarebbe uscito una mezz'oretta insieme ai 3 amici, tutti domiciliati a San Michele di Piave. Il gruppetto stava rientrando da Oderzo quando è accaduto l'incidente. Gurtej abitava con la famiglia in vicolo Casa Favorita. In Italia e a San Polo erano arrivati nel settembre del 2019. L'ennesima tragedia che colpisce il nostro territorio per quanto riguarda gli incidenti stradali. Quando la notizia è arrivata e ho cominciato a vedere che appunto il ragazzo aveva 27 anni, è stato subito un colpo, perché pensi al futuro, pensi a una famiglia dietro, agli amici, una comunità davvero che si stringe attorno alla famiglia in questo caso, però dobbiamo davvero guardare a come poter sensibilizzare i nostri ragazzi e soprattutto i giovani che la strada è davvero un punto dove bisogna prestare attenzione. Insieme al parroco Don Alberto Dalla Corte, che ha portato la solidarietà della comunità religiosa, il sindaco Fantuzzi ha fatto visita alla famiglia dello sfortunato giovane. All'esterno del condominio tanti colleghi e amici del 27enne che hanno voluto manifestare la loro vicinanza ai genitori. Siamo qua per aiutare la famiglia, allora siamo qui per dare una mano. Per il momento sono così, perché conoscevo già da un tempo, ha lavorato anche con me 2 o 3 mesi in fabbrica. Mi dispiace che avevo un bel ragazzo, 27 anni, giovane, non era neanche sposato ancora. Non so, mi dispiace per famiglia, per lui, per tutto. Allora noi il 17 marzo all'ippodromo di Sant'Artemio faremo questi incontri che abbiamo iniziato
appunto ieri vi farò vedere poi le immagini di quello che è successo, la partecipazione sentita, questi familiari che hanno perso i loro ragazzi per distrazione, per superficialità di qualcuno, perché è inutile continuare a parlare di infrastrutture, di strade nuove, è la velocità, è la distrazione, sono quelle le cause degli incidenti. Per carità, avremo anche curve pericolose, strade pericolose, ma se vai piano non hai tutta questa possibilità di farti tanto male o di morire oppure di uccidere tante persone. È la velocità, la superficialità, quanta gente ha ancora i cellulari, quanta gente veramente che non mette più le frecce, non accende i fanali, non rispetta i limiti di velocità. Cosa vuole dire, Sindaco? Perché continuiamo a ogni giorno morti, incidenti stradali. Prego. Sì, hai usato dei termini estremamente corretti, Mirella, perché la velocità, la superficialità, essere incauti nel non avere la consapevolezza che quando si guida un'auto appunto si ha in mano un qualcosa davvero di molto pericoloso, di potenzialmente molto pericoloso, ma per sé e per gli altri, quindi c'è anche una questione poi di visione anche di quello che potrebbe essere un qualcosa che involontariamente potresti causare a qualcun altro. Purtroppo queste situazioni ne vediamo continuamente, non si riesce tra virgolette ad arginarle o comunque a dare delle soluzioni immediate, pratiche, veloci perché ci sia un abbattimento di questi incidenti stradali. Bisogna continuare in maniera imperterrita sulla sensibilizzazione, quindi lavorare, come giustamente dicevi, con degli incontri, far capire davvero alla gente come è importante educare verso la sensibilità sul tema della velocità e dell'attenzione mentre si va sulla strada. Grazie anche a Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, primo mandato civica, si ricanderà naturalmente il sindaco, perciò non c'è problemi, non deve fare. A proposito, terzo mandato sì, terzo mandato no. Lei da che parte sta? Io sto dalla parte che non lo vedrei, non sono fautore del terzo mandato. Secondo me la politica è bella anche perché poi c'è un ricambio, ma è un ricambio che è dato deve essere dato dalla passione, non dalle leggi, come si diceva prima. Le leggi sì possono aiutarti a dare delle indicazioni, però dovrebbe esserci un meccanismo anche di autocontrollo che ti permette di dire sì, io faccio il mio tempo, dedico il mio tempo, do la mia impronta su quella che è la politica di una comunità, dopodiché è giusto che ci sia anche qualcun altro, perché la visione non può essere sempre solo quella di una persona, deve essere una visione che... Ma è bravo, magari ne tanti ed è bravi, cerchiamo di mettere in campo anche gli altri bravi. Ma magari uno bravo non riesce a emergere perché quel più bravo davanti dell'uno si fa in banda. E non cambia mai. Esatto. Grazie anche a Nicola Fantuzzi, grazie anche al professor Giorgio Sandrini che ha tutta la connessione, ma che lo ringrazio, presidente Fondazione Cirna Onus Alleanza Cefaldagici, grazie, era collegato con noi da Pavia, pubblicità. Siamo appunto con altri ospiti, vediamo se è collegato anche Belluno. Allora, in presenza abbiamo Stefania Golisciani, sindaco di Casale sul Sillio, sindaca, poi sentiamo come vuole essere chiamata, e saluto anche da Col di Lana Belluno Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno Dolmiti. Buongiorno presidente, grazie di essere qua e grazie sindaca di essere con noi. Allora io partirei proprio da lei, Golisciani, per far capire l'importanza che hanno i sindaci nei territori, in tutti i territori, perché sono il punto di riferimento dei cittadini. Però siete un po' con le spalle al muro perché siete poco ascoltati, almeno così dicono i sindaci che ospiti. Avreste bisogno di più risorse per dare più risposte ai vostri cittadini, alle vostre persone che vi votano. Però la coperta è sempre corta e le domande che fanno queste persone che sono in grosse difficoltà, specialmente le fragilità, sono tante. Prego Golisciani. Sì, buongiorno. Hai detto già tutto, nel senso sì, noi abbiamo sempre molte difficoltà nel riuscire a reperire sia risorse economiche, ma non è soltanto una questione di risorse economiche, ma anche una questione di risorse umane. Fortunatamente siamo riusciti, almeno a Casale, a implementare il numero di assistenti sociali, quindi quello è fondamentale perché ovviamente anche
le stesse assistenti sociali hanno dei carichi molto elevati, non solo dal punto di vista lavorativo ma anche psicologico. Quindi il fatto di essere riusciti a implementare con un'unità in più, noi ne abbiamo attualmente 3, quindi insomma riusciamo in questo momento a gestire le problematiche del territorio, ce ne vorrebbero il doppio, però insomma già 3 è un buon numero e quindi riusciamo a dare comunque delle risposte sul territorio, almeno di ascolto, perché spesso, a prescindere ovviamente dalle necessità delle persone, necessità concrete, una prima cosa che ho visto in questi anni, le persone vogliono essere ascoltate in primis. È quello che a volte manca, che sembra che trovino proprio un muro nel momento in cui hanno delle esigenze da esporre, e invece non è una questione appunto che l'amministrazione o comunque il comune del caso vuole apporre un muro, è che proprio abbiamo tanto lavoro e quindi sì risorse economiche ma soprattutto risorse umane. È anche vero però che lei, almeno così mi diceva Faustino Lorenzetto che ho avuto ospite questa mattina all'inizio della trasmissione, un appassionato di tradizioni e natura, che a lui risulta che voi, lei sindaco, ha fatto una cosa importantissima, avete messo i pulmini gratuiti per andare a prendere i bambini e portarli a scuola o andarli a prendere. Mi ha detto chiedilo perché di che ha fatto questo, sì, ha fatto una cosa importantissima, è vero o non è vero? Allora sì, contestualizzo un attimo. Allora noi abbiamo 2 scuole di frazioni e ovviamente con il tasso di natalità che sta andando sempre più a ribasso si correva il pericolo di chiuderle e noi diciamo sempre le scuole di frazioni non è soltanto l'istituzione scuola, è tutta una comunità che si muove attorno alla scuola, quindi c'è tutto un indotto a livello lavorativo ma c'è proprio una vita di comunità, quindi la socializzazione delle persone, delle mamme, dei papà che portano appunto i bambini a scuola, quindi va oltre il discorso dell'istituzione scuola e quindi chiudere una scuola in frazione per noi vuol dire in un certo qual modo far morire un poco questa vitalità. Quindi l'idea che noi abbiamo avuto, e dico la verità non so per quanto tempo potrà reggere, perché se il tasso di natalità non va su non si possono fare miracoli, non siamo attrezzati per i miracoli, però l'idea che abbiamo avuto era quello di offrire il trasporto gratuito, il trasporto scolastico gratuito alle famiglie che decidevano dal capoluogo, quindi da Casale, di portare i loro bambini per la prima elementare, di portarli appunto nelle frazioni. E fortunatamente con questo stratagemma già lo scorso anno e quest'anno siamo riusciti a fare le classi di frazioni, quindi noi abbiamo una scuola nel capoluogo e le 2 appunto nella frazione di Lughignano e di Concio e ci siamo riusciti anche quest'anno, però come dicevo finché non cambia il trend della natalità non so quanto riusciremo ancora a reggere. Non è che abbiamo degli esempi veramente che possono permettere anche ai giovani di pensare a fare famiglia, io li ascolto ed è un momento molto difficile per loro, non vengono ascoltati, ecco, fanno molta difficoltà, hanno molte difficoltà, non tutti hanno famiglie agiate, non tutti hanno la possibilità anche mentale di riuscire a capire che forse c'è la luce nel tunnel, anche quei lavori che fanno. Cosa ci dice il Presidente De Cassan? Come va a Belluno, in provincia di Belluno? Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ma la provincia di Belluno va bene, a parte il sole che da un paio di settimane a questa parte latita un po', ma insomma l'inverno possiamo tranquillamente dire che è andato e sta andando molto bene. Come pensate che si aprirà questa stagione turistica De Cassan? Perché qui si sente sempre che tutto va bene, che tutti vanno in ferie, che spendono tanto e sentiamo anche dal suo osservatorio perché voi avete già le prenotazioni. Mi intende dire per l'estate prossima? Certo, sì, quella passata no, quella prossima. No, pensavo pensavo si riferisse all'inverno in corso. No, per l'estate effettivamente le previsioni sono molto buone. La questione forse più interessante che si è notato in questi ultimi 2 anni è quella di una sempre maggiore internazionalizzazione del turismo di montagna. Cioè dopo il Covid abbiamo avuto l'estero che si è fiondato sull'Italia e sulle Dolomiti. Ma un estero da tutto il mondo ormai, se fino a prima del periodo Covid la clientela di montagna era principalmente europea, stiamo andando
sempre più verso una maggiore internazionalizzazione, quindi Asia, America, Australia. Ormai abbiamo veramente i 5 continenti in vacanza sulle Dolomiti. Lei pensava che io le facessi la domanda sulle Olimpiadi, ma non gliela faccio perché so già la risposta che mi darebbe. Allora aspetto di fargliela in tempi futuri, non adesso, perché voglio vedere come si svilupperà questa cosa tra questo punto di domanda che c'è molto molto grande. Abbiamo Tamara da Spresiano. Ciao Tamara. Prego Tamara. Ciao Mirella. Ciao. Intanto ieri siamo potute stare poco perché abbiamo avuto un altro piccolo impegno, ma comunque mi sono divertita lo stesso. Io ho trovato una bella poesia sulla festa della donna di ieri e avrei piacere se posso leggerla. Certo Tamara, prego, così la dedichiamo alla sindaca, dai. Vai Tamara. Donne, 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 mamme, figlie e nonne, mogli, zie e cugine, tutti assai carine, sorelle, amiche, cognate, super impegnate, attive e divertenti, belle e avvenenti, maestri, madri o spose, sfrizzanti e spiritose, affabili, gioiose, vi offrono mimose un paio con pantaloni o gonne, donne, donne, donne. Bellissima, complimenti Tamara, come sempre un grande abbraccio, penso che l'abbia gradita anche la sindaca Golisciani. Donne, 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 donne che sono nel pezzo molto importanti, donne ancora pagate in modo diverso dagli uomini e non con una differenza di cifre tanto piccola, e questo fa molto pensare quante scale e quanti gradini dobbiamo ancora fare, ma abbiamo queste donne in politica che forse un passetto alla volta riusciranno a capire che forse oltre che un passetto devono fare un passo, saltare questo fosso enorme che ancora c'è. Ecco, dove non li abbiamo, dove ci sono, cercate di saltarli, che ce n'è uno che è molto grande che ci separa. E questa è la politica anche femminile a Roma. Detto questo, quello che volevo chiederle, sindaca, ecco, questo territorio, questo turismo, sì è vero, ma bisogna anche salvaguardare il territorio, perché i numeri sono numeri. Venezia è una dimostrazione, non sanno più come fare per cercare di far sì che questa meraviglia che abbiamo, unica al mondo, non venga calpestata, distrutta, strumentalizzata. Prego. Sì, c'è sempre una difficoltà di riuscire a conciliare quelle che sono le ragioni dell'economia, quindi comunque anche la necessità di introitare comunque delle somme per dare i servizi, perché poi si pensa sempre le amministrazioni fanno cassa. No, le amministrazioni siamo tutti noi, cioè è la comunità che ovviamente cerca delle risorse per garantire quelli che sono i servizi. Questo giustamente, come dicevi tu, bisogna contemperarlo però con la tutela del territorio, cioè non si deve arrivare a svendere il territorio e quindi bisogna trovare quel giusto equilibrio che non sempre è facile trovare, soprattutto perché poi si viene da anni dove questa sensibilità sulla tutela del territorio era oggettivamente minore, quindi ora è cambiato lo scenario, si deve cercare di aggiustare un po' il tiro. E quanto a cuore deve stare ai cittadini il territorio? Perché là il primo step è il sindaco, dove il cittadino si rivolge per costruire, per fare qualsiasi cosa. E voi avete delle cose e delle risposte da dare molto importanti, perché riguardano i piani regolatori, riguarda l'urbanistica, riguarda questo uso di cemento e di sottosuolo che qua nel Veneto abbiamo ormai superato in maniera incredibile. Ecco, forse non c'è stata maggiore attenzione al territorio, ma non mi sembra che ci sia tanta volontà di abbassare la guardia. Prego, sindaca. No, in realtà, come dicevo prima, ci sono delle cose che si sono sedimentate nel tempo, quindi anche nei piani regolatori, quindi ovviamente cambiando lo scenario alcune cose vanno aggiustate, però c'è da dire che non bisogna neanche farne una battaglia ideologica e diventare fanatici su alcune cose, perché io vedo anche molto fanatismo su determinate cose, cioè bisogna ragionare con logica. Ci sono dei luoghi dove e delle zone dove è giusto che ci siano appunto degli insediamenti
che hanno determinate caratteristiche, altri luoghi in cui invece bisogna levar via quella destinazione, ed è esattamente quello che noi abbiamo fatto, perché in una delle ultime varianti che abbiamo approvato abbiamo stabilito che nelle zone che hanno maggiore sensibilità perché sono vicino al Parco del Sile, in quelle zone abbiamo escluso determinate destinazioni che sono quelle che danno maggior carico ovviamente urbanistico alla zona, quindi l'abbiamo esplicitamente previsto, e ovviamente nel momento in cui si prevedono questi cambiamenti ci si espone anche a rischi ovviamente di ricorsi, però quella è la nostra idea, cioè in determinate aree che sono più sensibili, fragili, di maggior valore, perché c'è una componente naturalistica, c'è il Parco del Sile, lì non vogliamo quelle destinazioni. Determinate destinazioni devono andare laddove c'è un'infrastruttura tale da garantire quel tipo di destinazione industriale. Allora, Presidente De Cassan, a Belluno, ecco, in questo territorio molto fragilissimo, specialmente in certe zone, io ho avuto la Presidente, una delle urbaniste più importanti a livello anche europeo, dove ha detto e ha spiegato molto bene la fragilità del territorio, specialmente del territorio di Cortina. Cortina non è in Piemonte, ha detto, Cortina è da un'altra parte, ci sono territori e fragilità, ma forse c'è un business sotto che nessuno ammette, che va sopra la fragilità, ma poi, come si parlava anche prima col dottor che abbiamo avuto, Bertola, Presidente ISDE, Medici per l'Ambiente, quando la natura parte nessuno la ferma, l'uomo non può fermare la natura. Prego, Presidente De Cassan. Ma è sempre più complesso riuscire a condividere quella che è la tutela dell'ambiente con l'economia, perché attenzione, purtroppo troppo spesso si arriva agli estremismi. Cioè, è giusto tutelare l'ambiente, però se anche noi a livello turistico continuiamo a promuovere certe zone, certe località che sono già sovraffollate, quando abbiamo delle zone altrettanto belle e altrettanto però non frequentate, allora lì sbagliamo. Se noi cominciamo invece a promuovere le zone più sconosciute, ma ripeto, altrettanto belle, allora evitiamo anche sovraffollamenti, evitiamo spesso polemiche, come è successo anche per la viabilità durante l'ultima nevicata in Cadore, eccetera, e quindi riusciremmo forse ad arrivare a un turismo più consapevole, più, non dico verde perché è sbagliato il termine, però più consapevole, ecco. Sentiamo come commenta la sindaca, che è anche avvocato oltretutto. Sì, il turismo, ma cerchiamo di portarlo nelle zone dove che veramente non c'è, perché abbiamo mandato dei video la scorsa settimana delle nostre bellissime montagne che tutti ci invidiano, che veramente è da rimanere a bocca aperta. C'era il sindaco che, rivedendosi, si è emozionato, che ha detto: io veramente mi sono emozionato a vedere dove vivo. Ecco, perché non si fa questo? Ma perché si deve assolutamente, ecco, cercare di investire anche in maniera sbagliata dove non c'è più da investire, che c'è da salvaguardare? Ecco, eppure lo dicono gli esperti. Lei prima diceva gli estremismi. Sì, ma ci sono degli estremismi che sono arrivati a questo perché questo è il nostro territorio. Per forza si diventa estremisti, nessuno ascolta, nessuno si ferma, e allora uno diventa estremista anche se non vuole. Perché? Per fermare. Vediamo anche questi ragazzi cosa cercano di fare per far capire che vogliono un ambiente pulito, un ambiente sano, ma nessuno li ha ascoltati fino adesso. Allora arrivano a degli estremi. Questo non va bene, però se uno non ascolta cosa fa? Ecco, lei sindaco, se non viene ascoltata cosa fa? Non riesce a investire nel territorio, i cittadini la mandano a casa, perché non dà risposte. La gente vuole risposte, è stanca di parole. Adesso sentiamo tutti bravi, tutti buoni, tutti che fanno, perché ci sono le elezioni. Allora i cittadini, allora dobbiamo ascoltare i cittadini ci eleggeranno, certo.
già vedere però come e quando. Prego, Sindaca. Sì, no, partiamo dall'ultimo argomento. Secondo me alle elezioni, come abbiamo fatto noi, vanno dette le cose, cioè per qual tipo di intervento, magari se c'è qualche intervento che è sotto la lente di ingrandimento, dire in che posizione si sta. Io questo l'ho fatto dall'inizio, quindi su determinati interventi che erano impattanti sul territorio ho esplicitato prima delle elezioni appunto qual era la mia posizione, quindi su questo mi sento con la coscienza pulita, onestamente. Vero che, come dicevi tu, oggi c'è una sensibilità, come dicevo prima, molto elevata sulle tematiche ambientali ed è giusto ascoltarle, e i ragazzi nel momento in cui sono così impegnati su questo tema va benissimo, cioè io non sono preoccupata degli estremismi dei ragazzi, perché è giusto ed è bello vederli così impegnati e così appassionati rispetto a questo tipo appunto di principi e di valori. Quello che non mi piace nel momento in cui vengono strumentalizzati per giochi politici. Noi dobbiamo fare un passo avanti davanti a questi movimenti, capirne le ragioni, prendere ovviamente quelle che sono i suggerimenti, le proposte che possono essere realizzate, ovviamente far capire invece laddove diciamo sono estreme, perché i ragazzi sono così, per loro è tutto bianco o tutto nero, cioè non c'è una via di mezzo e va bene così. Quello che non mi piace è quando questi movimenti vengono strumentalizzati per fini politici, che i ragazzi non hanno, perché sono da questo punto di vista abbastanza puri quando espongono le loro ragioni. Chi è che strumentalizza secondo lei? Ma siamo noi i politici, siamo noi che strumentalizziamo. Per farvi capire, siamo noi, è la politica che strumentalizza, è sempre là. Sì. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto il ministro Tajani proprio sul turismo a Belluno, andiamo a sentire. È un progetto che noi finanziamo e finanziamo una serie di iniziative con i comuni perché possano organizzare eventi. Io ho scritto a tutti i sindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Nuove opportunità per i piccoli comuni per dare una sferzata d'energia al turismo grazie ai fondi PNRR. L'ha annunciato sabato a Belluno il ministro degli esteri Antonio Tajani nella sua visita all'Associazione Bellunesi nel Mondo, la prima volta di un ministro nel quartier generale dell'emigrazione bellunese. Il progetto si chiama Turismo delle Radici e vedrà il proprio sviluppo proprio nel 2024. Sarà l'occasione per favorire il ritorno in Italia degli emigranti e dei loro discendenti e per dare una mano al turismo dei piccoli borghi, ha detto Tajani. Sono fondi del PNRR che diamo ai comuni per accogliere, per far conoscere agli italiani che sono nel mondo, che magari sono di seconda, terza generazione o magari anche non hanno più il passaporto, per conoscere da dove sono partiti i loro antenati. Alla BM ha fatto gli onori di casa il presidente Oscar De Bona, accompagnato dalla vice Patrizia Burigo e dal presidente onorario Maurizio Paniz. Al ministro Tajani è stata illustrata l'attività della BM che da oltre mezzo secolo opera per supportare i bellunesi presenti all'estero. Tajani ha confermato l'impegno per sostenere gli istituti italiani di cultura presenti all'estero, le scuole e le borse di studio offerte a quanti vogliono apprendere la lingua italiana venendo a frequentare gli studi in Italia. Anche queste opportunità di valorizzazione del turismo delle radici. Belluno con la sua provincia così bella, provincia di montagna, possa veramente ottenere sempre di più, avere sempre più presenze di qualità ma anche di quantità. Allora, sentiamo come commenta questo servizio Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno Dolomiti. Ecco, questi interventi importanti anche per i piccoli comuni, la valorizzazione, come diceva lei, dei comuni, che ne abbiamo tantissimi e bellissimi. Prego. Intanto non ignoravo completamente di questo Vede cosa riesce a vedere a Sveglia Veneti? Vede, Presidente, so più io che lei? Pensi lei? Purtroppo qui dove abito io Antena 3 non arriva, quindi bisogna farla arrivare, allora. Media nord-est. Prego, Presidente. Ignoravo di questo incontro. No, questo è uno dei tanti turismi, chiamiamolo, perché allora la provincia di Belluno nella sua varietà può accogliere, turisticamente parlando, una molteplicità di argomenti. Allora, abbiamo lo sci d'inverno, abbiamo chi va con le ciaspe, abbiamo chi fa le alte vie, chi viene solo per correre in moto sui passi, ma su questo non, qui scendiamo su un campo minato. Questo è uno degli altri progetti interessanti e che ben venga,
proprio per portare la provincia di Belluno ad avere i turisti che si merita, perché alla fin fine la provincia di Belluno ne meriterebbe molti di più. Senta Presidente, non è sconcertante sentire il Presidente di Federalberghi Belluno Dolomiti che non era a conoscenza di questa visita di un ministro del governo così importante che ha parlato di turismo? Io capisco che non può arrivare Media Nord-Est, ma qualcuno avrebbe dovuto avvisare, Oppure questa banda larga, non c'è neppure la banda larga, non c'è pure questa comunicazione. Guarda che veramente è da riflettere su questo, o sbaglio, Sindaca? Cioè, un presidente di Federalberghi, che arriva un ministro che parla di turismo, non sapeva di questo. No, veramente, è una roba grande questa mattina. Cosa dice? Sindaca, anche voi delle volte, noi non siamo invitati a certi tavoli, ci arriva il progetto già fatto e non può funzionare così, No, capita anche a noi, capita che abbiamo notizie di tavoli e anche arrivi di persone illustre sul territorio, ma va. Sì, capita, c'è qualche volta una disfunzione di comunicazione tra il centro e la periferia, ma non è nuova, credo che sia da anni che può accadere. Ma c'è qualcuno che vuole questo, è inutile che ce la giriamo attorno, c'è qualcuno che non vi vuole, vi tiene fuori, perché a quel tavolo dareste fastidio magari, perché porterete avanti delle istanze del territorio che in quel momento non è quello che vuole certa politica, questa è la verità. Bisogna iniziare anche a parlare chiaro, ma soprattutto Presidente, ecco, questo io ieri avevo questo incontro all'ippodromo di Sant'Artemio Arte e Benessere, dove c'erano anche le fragilità, persone che veramente erano contente di partecipare, perché si parla anche delle loro possibilità di sentirsi normali. Come sono gli alberghi per quanto riguarda le fragilità? Perché non è che facessimo tanta bella figura ultimamente, sì per i VIP, ma per le fragilità com'è la situazione, Presidente? Allora, stiamo lavorando, nel senso, mi spiego meglio, perché ricordiamoci che oltre alle Olimpiadi a Cortina avremo fra 2 anni le Paralimpiadi e molti alberghi, complice anche l'ultimo bando della Regione Veneto che ha messo sul piatto adesso non mi ricordo con precisione, ma tra 10 e 15 milioni di euro proprio per anche il superamento delle barriere architettoniche negli alberghi per poter accogliere chiunque. Ma attenzione, ricordiamoci di una cosa, quando si parla di disabilità troppo spesso si intende chi è in sedia a rotelle, chi ha mancanza di mobilità. Invece ricordiamoci che abbiamo anche i ipovedenti, abbiamo altre categorie di persone fragili e che dovranno essere accolte in occasione delle Olimpiadi, ma specialmente delle Paralimpiadi. È vero, ma mi sembra sempre tardi. Fatalità, sempre sotto elezioni si comincia a parlare di dare queste risposte. Questo vuol dire strumentalizzare la fragilità a 360 gradi. Deve essere fatto molto tempo prima. Queste persone avevano tutto il diritto di arrivare, ma avete sentito anche da interviste recenti cosa è successo, che certe persone non gradiscono avere vicino ai loro tavoli queste disabilità, queste fragilità, e sto parlando a 360 gradi. Purtroppo ci sono anche questi, perché li abbiamo divisi, perché una volta li chiamavamo storpi, poi li abbiamo chiamati mongoloidi, poi handicappati, poi diversamente abili, disabili, mai per nome e cognome, e questo fa molto male, siamo molto indietro culturalmente. Abbiamo Giulia da Venezia, ciao Giulia! Mirella, ciao, buongiorno a tutti e anche agli ospiti che hai là. Allora Mirella, volevo dirti, ai disabili Mirella, o i ragazzi speciali come li chiami tu, devono essere chiamati così, ci penseremo, stiamo discutendo, non hanno pensato anche a loro, ma Cortina Mirella è piccola, chi è che si può permettere di andare là? Quei 4 ricconi là che vanno là e basta. Perché Mirella sentire dire sempre a stanziare, ma no, non hanno dato niente Mirella al terzo settore là che erano stati destinati anche là i soldi del PNR? Forse hanno dato qualcosa a te Mirella? No. Credo proprio di no. E allora Mirella,
Ma come si fa a dire ai giovani che poi se dicono no a certe cose come la pista non vengono ascoltati, anzi se vanno per le piazze a protestare vengono anche bastonati con conseguenze anche gravi, perché l'altro giorno ho ascoltato il professor Crepè, ha detto che quei ragazzi hanno subito un trauma con quelle bastonate. Ma allora Mirella, cosa dovevano fare questi giovani? Io penso che stanno aprendo gli occhi, Mirella, e vedrai che fra poco dovranno aver paura di quei giovani, perché si ribelleranno, speriamo, in modo democratico, non a fare cose che non vanno fatte. Allora Mirella, tu hai ragione Mirella, perché guarda, solo tu col tuo banco Mirella stai facendo, perché alla povertà che è in aumento, che sta galoppando, non pensa nessuno. Ti faccio tanti auguri Mirella per il tuo banco e per tutto quello che fai. Volevo salutarti, vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao Mirella. Grazie cara Giulia, un abbraccio da tutti noi, non sono sola, siamo in tanti. Ecco, questo mondo del volontariato, dell'associazionismo, che quest'anno addirittura vi ho detto che siamo partiti male, poi sono aumentati i banchi alimentari, perciò vuol dire che è aumentata la povertà nel silenzio assoluto, tanto c'è l'associazionismo, tanto c'è il mondo del volontariato, anche ieri presente, e queste cose sono emerse nel dibattito di ieri, arte e benessere, ma soprattutto Giulia non hai ascoltato forse bene quello che ha detto il presidente del Cassan, ha detto proprio quello che hai detto tu, non c'è solo quel posto piccolo e bello, ce ne sono tantissimi altri che vanno valorizzati, cerchiamo di portare anche le persone in questi posti. È vero o non è vero De Cassan? Ma hai ascoltato oppure anche lei come la sindaca? Cioè quando si parte con un presupposto buono, di buon senso, si va da un'altra parte, perché il business è dove si paga 1.000 euro al giorno. Sapete che a Cortina si paga 1.000 euro al giorno un appartamento? Lo sapete? Guardate che è vero, non dica di no Del Cassan perché ho le prove. Prego Del Cassan. Su questo non dico assolutamente di no, anzi in certi momenti, in certe situazioni 1.000 euro al giorno possono essere anche pochi. Ecco, guardi la sindaca come lo sta guardando, ecco, vede? Ecco, guardi come la sta guardando, no, perché è vero, nessuno lo dice, lo diciamo, no? Prego. No, è discutibile, è giusto che ci sia posti e strutture per il lusso e chi per il lusso non lo cerca, eccetera. Sono d'accordo. Ripeto, in provincia di Belluno abbiamo Cortina, che è una località meravigliosa, però abbiamo altre decine e decine di paesini, di piccoli borghi, anche turisticamente avanzati. Attenzione, perché non dobbiamo dire che gli altri paesi non siano turisticamente avanzati, pronti e lavorino molto. Però non abbiamo solo Cortina, naturalmente. Sì, ma è qua che bisogna puntare. Forse dovete essere meno tiepidi. Io dico sempre, sindaca, che siete troppo tiepidi in base alla potenza che avete di questi cittadini che bussano alla vostra porta e se seminate bene poi vi premiano perché vi fanno fare il secondo mandato. Cioè, la gente è di buon senso a casa. Io sento le telefonate, le esigenze, ma chi se ne frega della politica? Io ho bisogno di pagarmi la bolletta, ho bisogno di riscaldarmi, ho bisogno di fare una spesa decente, ho bisogno di mangiare bene, di curarmi. Queste sono le risposte che vogliono i cittadini. La sicurezza, prego sindaca. Sì, no, il Comune mette comunque a disposizione, tutte le amministrazioni mettono a disposizione tutta una serie di servizi, tra cui quando ci sono delle problematiche di indigenza ovviamente ci sono contributi comunali, cioè noi interveniamo anche sulle famiglie proprio con contributi diretti, quindi no, su quello mi sento... No, noi, non parli in generale.
Qualcuno, sindaca, le amministrazioni, qualcuno, io onestamente amministrazioni che non intervengono non ne ho conosciute. Lo dico io. Ok, perché Tranquilla. di solito è una sensibilità che è abbastanza comune tra i sindaci. Non tutti, sindaco, non tutti. Cioè, non bisogna sparare nel buco, ci sono sindaci bravi, amministrazioni bravi e quelli meno sensibili perché sono fatti di uomini, di carne umana, di occhi, orecchi, ognuno col proprio cervello. Questa è la verità. Sindaco. Questo sì, c'è una maggiore sensibilità magari in alcune amministrazioni verso il sociale, in altre magari verso altri settori. Esatto. Per questo c'è il ricambio, perché così esatto, il ricambio consente di cambiare anche prospettive, quindi va bene così. Però sì, concordo sul fatto che ci siano posti altrettanto belli che sono meno gettonati, forse anche meno, c'è meno attività di promozione di questi territori che meritano di essere visitati. Parlo per quanto mi riguarda di tutti i comuni dell'Asta del Sile, certo, che sono molto belli e sui quali appunto stiamo lavorando proprio per promuovere un tipo di turismo che non polarizzi soltanto, che non attiri soltanto appunto a Venezia o a Treviso, ma tutta l'Asta del Sile merita davvero di essere visitata. Ovviamente, come diceva il Presidente, occorre fornire i servizi perché i turisti vanno anche laddove ci sono i servizi in principal modo, quindi bisogna strutturarsi per questo. Allora, i servizi vuol dire anche lavoro, cercare persone che lavorano. Com'è la situazione? È cambiato qualcosa oppure siete proprio in difficoltà sempre nel recepire ed avere delle risposte da parte anche di giovani, di meno giovani che vogliono venire a lavorare e fare determinati lavori? Com'è la situazione, Presidente del Cassan? Ma la situazione lavoro sta un po' migliorando forse. Dopo le grosse problematiche del 2022 e 2023, quest'anno forse ci sono state un po' meno difficoltà a reperire forza lavoro. Bel messaggio. Perché il problema di fondo purtroppo della provincia di Belluno è quello della popolazione. Cioè non abbiamo, avendo questo continuo calo di popolazione nella provincia di Belluno, è chiaro che la forza lavoro diminuisce. Quindi dobbiamo importare spesso forza lavoro da fuori provincia con tutte le conseguenze del caso, perché non tutti vogliono spostarsi, anche se per solo una stagione, corta o lunga che sia. L'inverno per noi è sempre un po' meno problematico perché non abbiamo la concorrenza del mare. I problemi più grossi ce li abbiamo durante la stagione estiva, però ripeto, il problema non è così grosso e problematico, diciamo, per usare un brutto giro di parole, come lo è stato per l'estate 2022-2023. Qualcosa si è mosso, forse hanno iniziato a pagare anche di più magari, allora questi giovani, sai, io li sento molto, e anche non giovani, che forse qualche soldino in più fa loro riflettere e forse accettare anche quel lavoro, perché la dignità della persona, a mio avviso, va sempre rispettata in qualsiasi lavoro. Io ringrazio tantissimo, devo correre purtroppo perché la puntata è finita. Walter De Cassan, Presidente Federalberghi Belluno Dolomiti, di essere stato con noi, grazie, sempre con la sua pacatezza, col suo buon senso, come avete sentito, non c'è solo una località, ne abbiamo tante, cerchiamo di arrivare anche dalle altre. Grazie per questi messaggi, veramente, Presidente. Allora, Sindaca, come ci saluta? Ecco, velocissima, un minuto per salutare, cosa vuole dire, che appello vuole fare? Visto che non l'ho toccata nella sicurezza, ecco, perché era un po' preoccupata ultimamente, no. Poveri questi sindaci, tutti i giorni ne hanno una, prego. Vero, tutti i giorni ce n'è una diversa. No, mi volevo collegare al discorso del turismo e su questo stiamo lavorando tantissimo, perché come dicevo prima è necessario promuovere i nostri territori, soprattutto l'identità dei nostri territori, quindi noi stiamo lavorando proprio in questo senso per riscoprire quelle che erano le vecchie tradizioni, i lavori di un tempo legati proprio all'Asta del Sile, cioè al fiume Sile, che per noi è caratterizzante, quindi noi stiamo lavorando in questo senso. Grazie, grazie anche all'avvocato Stefania Golisciani, sindaco di Casale sul Sile, civica primo mandato. Grazie, grazie. Adesso la post di Mirella, che è la poesia e la Costituzione. Grazie, grazie. Quante lunghe chiacchierate questa settimana, come tutte.
quanti ospiti, ma quante cose abbiamo anche imparato, abbiamo saputo, che non eravamo al corrente. Ecco, l'importante è ascoltare bene e poi ognuno si fa le proprie riflessioni. E adesso dobbiamo veramente concludere questo sabato con la poesia di Mirella, ma leggerò anche prima 2 articoli della Costituzione. Allora, anzi, leggiamo subito. All'articolo 86, la Costituzione italiana. Ascoltate bene, perché guardate che è importante se non la conoscete, se non l'avete mai letta, perché sono articoli che vi riguardano. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione. Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga la legge ed emana i decreti aventi valori di legge e i regolamenti. Indice referendum popolari nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze Armate. Presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge. Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Attenzione. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Articolo 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti il loro Presidente, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura. Articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per farvi capire l'importanza della Costituzione, che delle volte si dice ma il Presidente. Allora leggiamo le funzioni del Presidente e adesso, dopo la Costituzione italiana, leggiamo la poesia di questo sabato, che ho scelto perché è una poesia che in questi giorni va benissimo, perché parliamo di acqua, questa acqua che cade incessantemente da tanti giorni, forse ne avevamo bisogno, ma adesso è tutto allagato. Pora acqua, sempre dal libro di Danilo Mason, La Giossa d'Esperanza. Pora acqua. A Sedresfa nel Ciencio, a Vienzò de Rodoeoni, ciappando pache dappertutto, tra salti, sguinsi e onde. Ase fredda da Penotti, e il bacan fa eco in vae, masegni e sassi frana basso, lussegando cos'è soe. Qua riva in piana tutto cambia, a strassina erboni e piante, mondisse che sparsora un coeore da tristezza. Regna sorsi e pantegani, roinassi e porcaria, poro il mare sempre pronto a ciappar queo che riva. Grazie, buona domenica a tutti, tenetevi in forma.